Buongiorno a tutti, credo sia ora di incominciare. Innanzitutto ringrazio tutti voi per la gentile presenza che vedo numerosa. Mi presento, sono Alessandro Trovarelli e sono il delegato alla ricerca di Ateneo. Per prima cosa volevo portare i saluti del magnifico rettore che purtroppo non può essere presente alla seduta, quindi porto i suoi saluti, i saluti del direttore generale e di tutta la comunità universitaria a tutti voi. È un grande onore, un grande piacere per me poter dare il benvenuto a questa giornata, salutare le nostre ricercatrici e la ricercatrice e la relatrice che farà la prolusione di oggi, la professoressa Branchesi. È una platea veramente di tutto rispetto, quella che ci porterà oggi a fare un viaggio partendo dall'immensamente grande dell'universo, arrivando all'immensamente piccolo e passando attraverso tutta una serie di discipline che sono la matematica, le scienze dell'alimentazione, l'economia, le scienze giuridiche. È stato molto difficile da parte della Commissione Ricerca fare le scelte su diverse candidature che abbiamo avuto per questa giornata e devo dire tutte con curriculum ottimi. Questo ci fa pensare che abbiamo tantissime risorse in termini di donne ricercatrici nella nostra università e che anche questa giornata abbia riscosso un certo interesse. È per questo che probabilmente ragioneremo se riproporre la giornata nei prossimi anni, magari declinandola ogni volta su discipline anche diverse. Voglio ringraziare innanzitutto l'area per la ricerca, voglio ringraziare la Commissione Ricerca e il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità con la Presidente, la professoressa Filì e la professoressa Nicoli del Consiglio di Amministrazione per aver coorganizzato insieme questa giornata. È una giornata che abbiamo voluto organizzare in un periodo che si colloca tra due date simbolo, la data dell'11 febbraio e la data dell'8 marzo. La data dell'8 marzo la conosciamo un po' tutti, la data della Giornata Internazionale delle Donne e che celebra tutti i successi in campo economico, politico e sociale delle donne ed è contro la discriminazione e la violenza sulle donne. La giornata dell'11 febbraio forse è conosciuta da meno persone, la giornata che è stata istituita nel 2015 dall'ONU ed è la giornata sui diritti delle donne nella scienza, donne e ragazze nella scienza. È importante la declinazione di donne e ragazze e ha due elementi fondamentali, il discorso relativo alle pari opportunità e la possibilità di dare accesso a tutte le donne alle materie scientifiche. Non è la prima volta, 2015, in cui si discutono, in cui si mettono nero su bianco questi temi, ma ci sono stati altri atti che sono stati fatti nel passato dalla Commissione Europea. Qui ho un libricino che forse molti di voi conoscono e che è stato pubblicato dalla Commissione Europea credo nel 2005, che si chiama Carta Europea dei ricercatori e che è anche logato, credo, nel nostro sito e nella giornata di oggi, e che riporta quindi quelli che sono le regole, chiamiamole di condotta per l'assunzione dei ricercatori e riporta tutta una serie di elementi che fanno sì che siano degli elementi di responsabilità nel campo dell'assunzione dei ricercatori fatti sia per i ricercatori che da parte degli enti che governano il processo di assunzione. Vi voglio leggere solo il pezzo, la parte che riporta il tema delle pari opportunità e che entra in questa carta dei ricercatori. I datori di lavoro dovrebbero mirare, c'è scritto, ad un rappresentativo equilibrio di genere e a tutti i livelli del personale, ivi compreso le funzioni di supervisione e funzioni manageriali. Tale obiettivo deve essere conseguito sulla base di una politica di pari opportunità in tutte le fasi della carriera, senza tuttavia che questo criterio abbia la precedenza sui criteri di qualità e di competenza. Quindi non serve promuovere o favorire le donne, serve dare pari opportunità all'accesso alle carriere nel campo scientifico. Ora, io devo in qualche modo ricondurmi a un altro libricino che per questo devo anche ringraziare la professoressa Filì per avermelo inviato alcuni mesi fa, che è il bilancio di genere che la nostra università ha fatto nel 2019. In questo bilancio di genere
una cosa che ha colpito, è un libro che si legge facilmente perché è un libro ricco di dati e di numeri. Una cosa che mi ha colpito molto è che noi ogni anno laureiamo il 55-54% di laureate donne e il 45% circa di laureati maschi, di laureati uomini. Se noi progrediamo poi nella carriera universitaria vediamo che c'è una forbice molto evidente, per cui man mano che si sale nella carriera universitaria la percentuale di donne diminuisce. Si arriva nel massimo gradino della carriera universitaria delle professoresse ordinarie ad avere il 23% di professoresse ordinarie e il 77% di professori ordinari. Questo nell'ambito dell'intere aree, discipline scientifiche e umanistiche. Se poi andiamo a guardare le scienze dure, le scienze cosiddette STEM, questa percentuale dal 23 diventa addirittura il 10%. Ho fatto anche una veloce analisi di quello che è la distribuzione di gender nell'ambito dei massimi livelli di rappresentanza all'interno dell'università. Su 84 università noi abbiamo 10 rettori donna, che è un risultato incoraggiante, o voi direte è poco perché è il 12%, ma se pensiamo che il primo rettore donna è stato eletto nel 1992, in 30 anni siamo riusciti ad arrivare in doppia cifra. E non solo questo è importante, ma è importante il fatto che molte delle università, tra le più importanti in Italia, penso a Roma La Sapienza, penso a Padova, hanno eletto negli ultimi anni delle rettrici donna, dopo più o meno 700-800 anni di storia declinata al maschile, in quanto per la prima volta sia Padova che Roma hanno eletto dei rettori donna. Anche il Politecnico di Milano, i Politecnici sono, voi sapete, delle scuole tipicamente nella declinazione, nell'accezione comune tipicamente maschili, hanno eletto per la prima volta un rettore donna. Quindi questo è secondo me un dato molto incoraggiante. Tra l'altro qui a Udine abbiamo anche un primato, nel senso che la nostra rettrice, professoressa Compagno, è stata una delle prime rettrici donna, quindi dopo solo 30 anni di storia all'Università di Udine ha espresso una rettrice donna. Ora, perché io non so rispondere alla domanda perché le scienze STEM attirino di meno le donne. Probabilmente è un problema di stereotipi, di pregiudizi. Lo stereotipo dello scienziato è tipicamente pensato al maschile. Ecco, e poi è come un gatto che si mangia la coda alla fine, perché quando noi abbiamo la maggioranza di professori ordinari che sono uomini, negli ambienti decisionali sono loro che decidono e quindi è difficile cambiare il ciclo delle cose, ma credo che negli ultimi anni questa forbice, forse dopo ce lo diranno molto più precisamente le colleghe qui presenti, si stia piano piano riducendo. Per fare questo, oltre a questa giornata, per aumentare il grado di percezione di questi problemi, abbiamo anche organizzato 2 mostre che voi potete osservare, potete andare a vedere nei corridoi del Palazzino adiacente dei Rizzi, che sono le mostre delle donne nella matematica, per i quali ringrazio la professoressa Musina che ci ha offerto la possibilità di accedere a questa mostra, e la mostra delle donne Nobel nella scienza, per i quali ringrazio la professoressa Fili che ci ha messo in contatto con l'associazione che ci ha fornito i documenti per allestire questa mostra sulle Nobel nella scienza. E poi c'è un'altra iniziativa nell'ambito del sito del CUG, ci sarà una parte del sito dedicata alle storie di successo delle donne all'Università di Udine. Un'ultima cosa sulle donne, sulla mostra delle Nobel nella scienza. Anche lì purtroppo il numero di vincitrici di premi Nobel donna sono poche rispetto agli uomini. Grosso modo una donna su 15 in campo scientifico ha vinto il premio Nobel, quindi una percentuale piuttosto bassa. Però se andiamo a vedere
le uniche persone che hanno vinto 2 premi Nobel in campo scientifico, già il numero si riduce e sono solo 4 le persone che hanno vinto 2 premi Nobel in campo scientifico. C'è solo un essere umano che ha vinto un premio Nobel in 2 campi scientifici diversi, che è la professoressa Marie Curie, che ha vinto un premio Nobel in chimica e ha vinto un premio Nobel in fisica. L'unica persona al mondo ad avere fatto questo. Visto che la parola scienza è una parola femminile, credo che la figura di Marie Curie declini in modo perfetto quello che è la figura di una scienziata. Con questo io ho già preso troppo tempo e vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato, ringrazio tutte le relatrici di oggi per aver accettato l'invito, ringrazio la professoressa Branchesi per essere venuta e do la parola alla professoressa Filì. Grazie. Ringrazio moltissimo il professor Trovarelli, il nostro delegato alla ricerca, perché devo dire che questo evento è veramente un evento nato nel cuore dell'Ateneo e nella sinergia tra i delegati. Quindi la delega alle pari opportunità e la delega alla ricerca. Infatti ringrazio molto la Commissione Ricerca tutta, che è stata coinvolta nella selezione delle ricercatrici che dopo vedrete, quindi ogni dipartimento ha espresso una rosa di preferenze, oppure in alcuni casi una preferenza secca, in ogni caso poi la palla è stata rimessa alla Commissione Ricerca, che ha accolto con gran favore questa iniziativa, anzi possiamo dirlo che addirittura l'idea di celebrare una giornata proprio da dedicare alla scienza nasce ancora quando abbiamo redatto insieme il Gender Equality Plan e abbiamo deciso che questo doveva essere un momento importante. Importante perché noi siamo l'università, quindi certamente la celebrazione dell'8 marzo è sempre una ricorrenza, la nostra vita è fatta di ricorrenze, dal compleanno ai vari anniversari, quindi le ricorrenze sono importanti e sono dei simboli. L'8 marzo è una ricorrenza importante che all'Università di Udine abbiamo sempre cercato di celebrare, come il 25 novembre, la data internazionale contro la violenza. Però l'11 febbraio era rimasta un po' nell'ombra, ma proprio l'università deve celebrare l'11 febbraio perché l'11 febbraio è la giornata delle donne e delle ragazze nella scienza. E allora abbiamo deciso di creare questo evento a cavallo e direi che proprio è opportuno che noi dedichiamo oggi questo evento alle donne, alle ragazze, alle studentesse di paesi come l'Iran e l'Afghanistan che non hanno la possibilità più di andare a scuola, addirittura stiamo sentendo delle notizie terribili, addirittura di avvelenamenti di studentesse nei college per evitare che continuino a studiare. Quindi il nostro pensiero in questo momento va a loro. Naturalmente questo evento è frutto di un lavoro sinergico di tante persone. In primis devo ringraziare il magnifico rettore che oggi non è potuto essere qui per un motivo molto importante. Quindi ringrazio il magnifico rettore e il direttore generale che ha sempre voluto, entrambi hanno sempre voluto dare fiducia alle iniziative che abbiamo portato avanti per le pari opportunità e per l'inclusione. Per cui ovviamente il CUG, il Comitato Unico di Garanzia, non fanno le cose da soli, hanno bisogno del supporto, dell'appoggio dell'Ateneo in tutti i sensi, spirituale e materiale, perché materiale, ovviamente potete capire a cosa mi riferisco, è importante, bisogna metterci i soldi se si vogliono fare le cose. Quindi ringrazio i vertici dell'Ateneo. Devo ringraziare i componenti del CUG che ovviamente sono sempre collaborativi. Devo ringraziare in particolare la collega professoressa Maria Cristina Niccoli perché oltre a essere componente del CUG è anche componente del Consiglio di amministrazione e il nostro lavoro è un lavoro sempre sinergico in tandem, per cui ti devo ringraziare perché voi lo sapete, le istituzioni camminano con le gambe delle persone, è così, e le persone fanno la differenza, idem il delegato Alessandro Trovarelli, quindi quando si trova la sinergia tra le persone si riesce a fare la differenza. Questo evento si inserisce in una serie di iniziative portate avanti dal CUG, una serie di iniziative che riguardano appunto le pari opportunità e l'inclusione. Non posso fare la pubblicità adesso, non ha senso, non è questo il momento. Nel sito del CUG trovate tutte le informazioni e tutte le cose che abbiamo fatto.
fatto. Ci sono persone dell'Ateneo che conoscono perfettamente quello che abbiamo fatto, ma anche persone che sono venute da fuori e che quindi possono avere la curiosità di andare a vedere che cosa abbiamo fatto. Voglio soltanto ricordare alcune cose importanti in ballo in questo momento. In questo momento, proprio sulle materie STEM, che sono un punto debole in generale in Italia e in particolare per quello che riguarda la componente femminile, noi abbiamo stipulato un accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia per un finanziamento ad hoc dedicato all'orientamento delle ragazze nelle scuole superiori verso queste materie. Questo finanziamento deriva da una convenzione con la Regione, ma a sua volta la Regione ha ricevuto i soldi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché queste sono azioni fondamentali per proprio l'occupazione italiana, perché una bella fetta dell'occupazione è rivolta nell'area STEM e quindi il fatto che le donne si autoescludano o ci siano meccanismi che in qualche modo disincentivino la partecipazione femminile in queste aree ha un riflesso sull'occupazione. Ecco che allora abbiamo ricevuto questo finanziamento, abbiamo fatto questo progetto e quindi io devo assolutamente ringraziare le colleghe Vermiglio e Dattolo del DMIF, Meneghetti e Conti del DPA, Rizzi, Bolognesi, Pagani e Fornasin del DIES, che stanno portando avanti insieme a me questo progetto che riguarda le STEM e riguarda un altro tassello debole che è l'educazione finanziaria delle donne, perché anche su questo ci sono delle politiche in atto a livello nazionale proprio per promuovere l'educazione finanziaria. Devo anche dirvi che proprio parlando di scienza, l'immagine che abbiamo qui scelto nella locandina e che trovate sul sito è un'immagine che non abbiamo rubato da internet, innanzitutto, non abbiamo comprato da un sito, è l'immagine fatta da un'intelligenza artificiale. Quindi nella giornata che vogliamo dedicare alla scienza, questa è un'immagine, ringrazio chi mi ha consentito questo è un nuovo programma che si chiama Ibert, è l'intelligenza artificiale che ha fatto questa immagine che è un unicum e quindi il copyright, come dire, va rispettato. Abbiamo voluto dare un segnale di innovazione anche su questo. Alessandro Trovarelli ha già parlato delle due mostre. Le due mostre vi consiglio di vederle, basta entrare nel Palazzo dei Rizzi e se non vi perdete trovate le mostre. Ecco, c'è un piccolo problema, a volte ci si può perdere. Le due mostre sono sulle Nobel e sulle matematiche e voglio ringraziare l'associazione toponomastica femminile, che è l'associazione che ha realizzato la mostra sulle Nobel. È stata una bellissima idea e quindi la mostra è molto bella, molto istruttiva, sono questi pannelli. E poi l'altra mostra sulle matematiche, anch'io voglio ringraziare personalmente la professoressa Musina, che è la coordinatrice del dottorato in scienze matematiche e fisiche. Quindi questo evento di oggi è soltanto un tassello in un mosaico di iniziative che stiamo facendo. Prima ho visto passare la professoressa Frossi. Voglio ringraziare la professoressa Frossi e la professoressa Driul perché con loro stiamo portando avanti un altro bel progetto che riguarda la medicina di genere. In medicina le donne sono tantissime ormai, come a giurisprudenza, hanno quasi superato gli uomini, la presenza femminile è notevolissima, eppure in medicina c'è un deficit nella prospettiva di genere per quello che riguarda la sperimentazione dei farmaci, la diagnostica e così via. Quindi un corso di medicina di genere addirittura era sollecitato da una legge dello Stato e dal Ministero della Salute, che ha sollecitato gli atenei a realizzare dei corsi di medicina di genere, ma non tutti gli atenei l'hanno fatto. Udine l'ha fatto, abbiamo finito il secondo corso di medicina di genere e speriamo di realizzare anche il terzo. Grazie infine alle 8 ricercatrici dell'Università di Udine che vogliono condividere con noi le loro ricerche, naturalmente in pillole, quindi sono soltanto delle emozioni, delle sensazioni, delle idee che vi verranno mandate, così un messaggio che vi verrà consegnato. E grazie moltissime alla nostra special guest, alla professoressa Marica Branchesi, che invito a salire sul palco. Buon pomeriggio a tutte e a tutti e io ho il compito di introdurre questo evento, lo introduco con estremo piacere e volevo partire proprio dal titolo di questo evento che a me piace moltissimo, le donne che fanno la scienza, e in realtà dovremmo dire le donne che non fanno la scienza, o perlomeno sono poche le donne che fanno la scienza. Ed è già stato ricordato da chi mi ha preceduto, dalla professoressa Fidi e dal
collega professor Trovarelli, che evidentemente i motivi per cui le donne accedono in numero esiguo alla scienza deriva da motivazioni diverse. Quello sicuramente su cui credo sia utile riflettere è che in qualche modo le donne scontano un ritardo di natura culturale. È già stato ricordato che l'accesso all'istruzione è talvolta limitato, ostacolato. Valeria ha già ricordato i paesi che ancora oggi limitano l'istruzione alle bambine o alle ragazze, però dobbiamo sempre ricordarci che l'accesso all'istruzione superiore all'università è stata liberalizzato anche in Europa verso l'Ottocento, quindi siamo tremendamente in ritardo. Accanto a questo però ci sono anche sicuramente dei pregiudizi, ci sono degli stereotipi, forse oggi ci fa sorridere ricordare che nell'Ottocento si pensava che lo sviluppo dell'intelletto delle donne fosse inversamente proporzionale allo sviluppo della fecondità. Queste cose ci fanno chiaramente ridere. Tuttavia ancora oggi noi siamo intrisi, la nostra cultura è intrisa in una serie di stereotipi, tant'è che è abbastanza diffuso cominciare a pensare che le ragazze siano molto più vocate a seguire delle materie umanistiche e non di natura scientifica, per esempio. Secondo una recente indagine è emerso che una bambina su 3 nell'arco dell'infanzia riceve un giocattolo di natura scientifica. Cosa significa? Significa che è più facile regalare a una bambina una bambola e a un maschietto il piccolo chimico piuttosto che il meccano, ammesso che il meccano esista ancora. Forse io ho qualche problema evidentemente anche generazionale, ai miei tempi esisteva il meccano. Quindi questo è comunque un qualche cosa che si verifica, però mi piaceva ricordare anche un altro aspetto. Anche la scienza è un po' reticente all'ingresso delle donne. Ci sono un sacco di esempi di ricerche scientifiche rubate alle donne, ma in passato le donne per poter fare ricerca scientifica avevano bisogno di avere accanto un uomo, la figura maschile, hanno dovuto pubblicare magari con pseudonimi maschili, per esempio. Quindi estremamente difficile per certi versi, il percorso è stato molto, molto difficile e pieno di ostacoli. Ma anche le società scientifiche non è che si distinguono proprio per dare delle opportunità alle donne. La società scientifica, la Royal Academy per esempio, che è antichissima, nasce nel 1600, fa entrare la prima donna nel 1946. L'Accademia dei Lincei non si comporta in maniera tanto diversa, siamo anche qui nella metà degli anni 40, la prima donna entra nell'Accademia dei Lincei. È stato prima menzionato il nome di Marie Curie. Marie Curie non poté mai entrare all'Accademia delle Scienze di Francia. La prima volta chiese di entrare poco dopo aver preso il primo premio Nobel insieme al marito, e le fu risposto che sostanzialmente in realtà il premio Nobel era stato assegnato al marito e che lei semplicemente non aveva fatto altro che dargli una mano. Qualche anno dopo, quando fu attribuito il premio Nobel per la fisica, era vedova da diversi anni e le fu detto, ai 40 anni puoi ancora aspettare, e entrò al suo posto un fisico di cui probabilmente ci si è anche dimenticati come si chiamava. Marie Curie non entrò mai all'Accademia delle Scienze. Quindi forse anche il mondo scientifico probabilmente deve in qualche modo probabilmente anche abituarsi a un sempre maggiore ingresso di donne in questo ambito, in questo mondo. Il perché di questo evento ce lo siamo chieste io e Valeria, perché anche Udine, come tutti gli atenei d'Italia, tutti gli enti di ricerca a livello internazionale, anche qui le donne fanno poca scienza, oppure più correttamente sono poche le donne che fanno la scienza. Questa slide, che è tratta dal bilancio di genere, è stato già menzionato dal collega Trovarelli,
vi fa vedere la cosiddetta forbice delle carriere relativa all'Università di Udine. Vedete il grafico che vedete in alto si riferisce alla popolazione universitaria a partire dagli studenti fino ad arrivare poi ai docenti, ricercatori, professori associati ordinari in tutte le materie, in tutti gli ambiti dell'Università di Udine. Quindi vedete come la riga blu, che evidentemente identifica la popolazione maschile, e la riga rossa, che identifica la popolazione femminile, vedete che queste due curve più o meno, diciamo, all'inizio sono quasi simili, diciamo, la percentuale di ragazzi e di ragazze che si iscrivono all'università è quasi simile. Poi vedete che a un certo punto questa curva si divarica si divarica più o meno all'altezza del dottorato, dopodiché si divarica sempre di più fino ad arrivare, come diceva il collega Trovarelli, all'apice della carriera universitaria, quindi la popolazione delle professoresse ordinarie all'Università di Udine è circa un terzo rispetto ai colleghi uomini. Ecco, se invece osserviamo lo grafico che c'è, che è posizionato più sotto, questo invece riguarda le materie STEM, e devo dire che diciamo, è un grafico self-explaining cosiddetto, nel senso che queste due curve non si incrociano neanche per sbaglio, e quindi vedete come già all'inizio, quindi al momento dell'iscrizione all'università, il numero dei ragazzi è circa 2/3 rispetto a quelle delle ragazze. Va da sé evidentemente che poi progredendo nella carriera universitaria si arriva al valore di un 10% di donne ordinarie rispetto all'intera popolazione di docenti e ricercatori presenti nell'Ateneo. Quindi siamo voluti partire da lì, da questo stato di fatto sostanzialmente, per creare quindi questo evento che ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione dei giovani, dell'opinione pubblica, delle famiglie, delle ragazze, sul fatto che si può fare attività di ricerca, si può fare attività di ricerca in ambito scientifico e in particolare anche nelle cosiddette scienze dure. E lo facciamo con una special guest che è seduta qui di fianco a me, che è la professoressa Branchesi, ma lo facciamo anche con alcune ospiti di casa nostra, alcune docenti e ricercatrici che si sono particolarmente distinte in ambiti diversi, a partire dalle scienze umane, alle scienze della vita e alle scienze cosiddette dure. Io credo di aver parlato fin troppo, e quindi credo che questo sia il momento per introdurre la nostra ospite, professoressa Marica Branchesi, professoressa ordinaria di astronomia e astrofisica, lavora al Gran Sasso Science Institute. La professoressa, io dirò delle cose, non so se sono corrette, poi mi correggerà durante il suo intervento. La professoressa Branchesi diciamo, ha avuto un ruolo da protagonista nella diciamo, determinazione sperimentale delle cosiddette onde gravitazionali, che erano state teorizzate da Einstein ma che non erano mai state sperimentalmente osservate. La professoressa Branchesi si è trovata al posto giusto, al momento giusto e con le competenze giuste per osservare questo straordinario segnale. Nel 2018 il Time l'ha nominata una delle 100 donne più influenti del pianeta. Direi che quindi questa è stata una cosa particolarmente bella, e quindi necessariamente a questo punto lei non può fare altro che raccontarci la sua avventura e quindi raccontarci l'esplorazione dell'universo attraverso lo sguardo di una scienziata. A lei la parola. Intanto ringrazio tantissimo per l'invito e per essere qui, e vorrei parlarvi un po' dell'esplorazione dell'universo appunto attraverso il mio sguardo. Inizio leggendovi una frase che non ho scritto io, ovviamente. La distinzione principale nei poteri mentali dei due sessi è costituita dal fatto che l'uomo giunge più avanti della donna qualunque azione intraprende, sia che essa richieda un pensiero profondo o ragione, immaginazione o semplicemente l'uso delle mani e dei sensi. Possiamo anche concludere che se gli uomini sono in molte discipline decisamente superiori alle donne, il potere mentale medio dell'uomo è superiore a quello di quest'ultime. E non so se vi immaginate chi può averlo detto. Uno scienziato, Darwin,
e pensava che il posto delle donne fosse il focolare domestico. In realtà delle donne molto prima di Darwin avevano già dimostrato che le donne erano in grado di fare scienza e avevano lottato per questo. E forse la prima donna che possiamo considerare una scienziata anche nello scoprire, nell'esplorare l'universo è Ipazia. Fu aggredita per strada, fu uccisa in modo violento, fu data alle fiamme. E che cosa aveva fatto di tanto grave? La sua colpa era quello di essere una scienziata, quello di le sue scoperte, il fatto di essere una libera pensatrice, e la sua colpa era la sapienza e anche insegnare agli altri il sapere. Ipazia coltivava la mente e offriva la conoscenza, e questo era un problema. Oggi però è un simbolo per tutti noi, è un nume tutelare per tutte quelle donne che sfidano gli stereotipi e i pregiudizi, che intraprendono quelle che vengono chiamate le materie dure. A me già il termine dure mi spaventa, no? È già una barriera, perché le chiamiamo dure? Io adesso vi farò vedere quello che faccio io, secondo me quello che faccio io è bellissimo, esploro l'universo, quindi secondo me bisogna anche togliere queste barriere iniziali, no? E si chiama oggi Ipazia, il progetto internazionale dell'UNESCO che appunto vuole valorizzare e favorire i progetti e percorsi delle scienziate. Nei secoli ci sono state diverse scienziate, ne ho scelte alcune legate proprio all'esplorazione dell'universo e anche alcune delle scoperte più importanti nell'universo, che sono anche scoperte che oggi rimangono anche grandi misteri che cerchiamo ancora di comprendere. E una delle prime è Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt è stata assunta ad Harvard, ma come manovalanza. Le donne nel 1900 non potevano osservare i telescopi, non potevano andare al telescopio e prendere le immagini. Quello che dovevano fare era aspettare le immagini che prendevano gli astronomi uomini, e il lavoro che faceva Henrietta era quello di vedere migliaia e migliaia di immagini, cercare degli oggetti astrofisici, e in questo lavoro di manovalanza ha fatto una scoperta incredibile. Ha scoperto delle stelle, che sono delle stelle variabili, e sono le stelle che noi utilizziamo per misurare le distanze nell'universo. Sono quelle che usiamo anche per calibrare le distanze, e in particolare oggi le usiamo anche per calibrare le supernove, che sono queste esplosioni di stelle nella fase finale e che sono estremamente importanti perché hanno dato un Nobel proprio perché abbiamo scoperto l'espansione dell'universo e a quanto l'universo si espande. Quindi diciamo che lei scoprì le Cefeidi, e tuttora l'importanza di questa scoperta è nel fatto che noi tuttora oggi cerchiamo di capire quanto si espande l'universo e qual è il rate di espansione dell'universo, quindi una scoperta importantissima. E un altro esempio, Vera Rubin. Vera Rubin fu invitata ad evitare la carriera scientifica e dedicarsi all'arte all'inizio della sua carriera scolastica. Princeton la escluse dagli studi in quanto donna, e poi conseguì invece un master alla Cornell e iniziò a studiare le rotazioni delle galassie. E sono alla base della scoperta della materia oscura, che oggi è un grandissimo enigma, no? Nella nostra esplorazione dell'universo. Un altro esempio, Jocelyn Bell Barnell, lei ha scoperto le stelle pulsar, che sono queste stelle di cui vi parlerò oggi perché poi fanno parte anche della mia ricerca. Sono queste stelle estremamente dense che emettono nel radio in degli tipo imbuti, quindi quando ruotano fortemente, quindi quando puntano verso di noi vediamo questi impulsi. E in realtà è stato dato un premio Nobel, però non è stato dato a lei, ma è stato dato al suo professore. E poi abbiamo Margherita Hack, la prima donna direttore di un osservatorio, un'astrofisica, un'accademica, una divulgatrice brillante, pioniera, attivista. E c'è un aneddoto che si trovò di fronte all'università, un foglio in cui tutti avevano scritto dottore, 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 c'era il suo unico nome donna, con scritto vicino signora. E quello che ha fatto, ha cancellato tutte dottore, 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 ha messo signore in tutti, nel suo nome lei poi ha scritto dottoressa Margherita Hack.
Queste donne sono delle donne che hanno chiaramente lottato anche per tutte noi che oggi siamo qua e secondo me grazie a loro nel mondo scientifico la parità, diciamo, è più vicina. E adesso vi racconto un po' la mia storia. Io sono un'astrofisica e ho iniziato il mio lavoro a Bologna, prima come studentessa, come dottoranda e poi come postdoc. E inizialmente studiavo i buchi neri supermassicci, quelli che sono al centro delle galassie, quelli che sono milioni di soli. Studiavo questi buchi neri un po' in tutte le bande elettromagnetiche, li studiavo nell'X, nel radio, probabilmente li conoscete bene perché poi c'è stata questa fotografia che vi farò vedere. I buchi neri sono uno degli oggetti astrofisici più affascinanti della fisica moderna e sono una conseguenza della relatività generale, sono questi punti dell'universo dove il campo gravitazionale è talmente forte che niente può uscire dai buchi neri, ma siamo in grado oggi di fotografarli proprio vicinissimi alla zona da cui non può più uscire niente. C'è questa bellissima immagine dell'Event Horizon Telescope che è andato proprio a vedere la materia che sta proprio vicinissima al buco nero. Quindi studiavo questi buchi neri enormi in tutte le bande, mi occupavo di radio, X e ottico, quindi sviluppavo i miei modelli, eccetera, eccetera. Nel 2009 ho fatto una scelta che inizialmente è stata vista un po' scellerata, un po' come una rinuncia alla carriera, perché dovevo andare negli Stati Uniti e invece quello che ho fatto è di andare a Urbino, che è la mia città natale. Volevo tornare a Urbino, volevo tornare a vivere nella mia città e c'era un piccolissimo gruppo che studiava le onde gravitazionali. E questa astronomia un po' così ai bordi dell'astronomia, queste nuove osservazioni che erano un po' un'astronomia pionieristica, nessuno ci credeva al tempo, però io ero spinta sia dal fatto che volevo tornare a Urbino e poi mi affascinava questa astronomia che però sembrava proprio irraggiungibile. E quindi ho deciso di andare a Urbino in questo piccolo gruppo come postdoc e l'astronomia delle onde gravitazionali convincerà un qualcosa di assurdo. Cosa sono le onde gravitazionali? Le onde gravitazionali sono delle perturbazioni nello spazio-tempo che si propagano nell'universo e quello che succede quando si hanno due oggetti astrofisici molto densi che cambiano la loro posizione, la loro orientazione, generano queste perturbazioni che poi si propagano nell'universo. E per anni e anni si è cercato appunto di catturare e di osservarle in modo da riuscire a vedere quello che non è osservabile attraverso le onde elettromagnetiche. Quindi la mia decisione nel 2009 è di andare in questo piccolo gruppo a Urbino, però il gruppo non era tanto piccolo perché il mondo delle onde gravitazionali è un mondo fatto di collaborazioni enormi. Io a Bologna da astronomo lavoravo in piccoli gruppi, erano già grandi quando i gruppi erano di 15 persone e mi sono ritrovata in questo gruppo enorme. C'è la collaborazione Virgo, 500 persone, che lavora con la collaborazione LIGO, 1000 persone, tutti fisici delle onde gravitazionali e il primo anno è stato tremendo perché avevo la mia ricerca, ero pienamente indipendente, sapevo le osservazioni che volevo fare, sviluppavo i miei modelli. E sono arrivata in questa collaborazione enorme dove ero una formichina in mezzo a tantissimi scienziati, non capivo niente perché a volte ci sono anche linguaggi diversi, si parla della stessa cosa ma si usano nomi diversi, quindi all'inizio è stato veramente complicato. Mi avevano messo a far girare una pipeline di rivelazione dei dati, la dovevo modificare, io avevo le mie belle osservazioni, osservavo il cielo, vedevo delle cose proprio vere, delle osservazioni, invece lì le onde gravitazionali non c'erano e giravo queste cose e lo trovavo molto noioso e, ero arrivata al punto di dire vabbè, ho fatto una scelta sbagliatissima perché ho fatto questa scelta. E invece poi ho visto una luce in fondo al tunnel. Io ero una delle poche astrofisiche dentro questa grandissima collaborazione. E essendo dentro questa collaborazione ho iniziato a capire che le onde gravitazionali non erano poi così impossibili da rivelare, che c'erano degli sforzi dietro notevoli e che la possibilità era sempre più vicina di poterle rivelare. E che quando tu osservi un oggetto astrofisico che emette onde gravitazionali, in alcuni casi c'è anche la possibilità di rivelare
la parte elettromagnetica. E quindi abbiamo incominciato a lavorare anche nel convincere gli astronomi ad utilizzare i telescopi classici, quindi i telescopi che abbiamo a terra, che abbiamo in Cile, i satelliti, in modo da rivelare un oggetto nel pieno. Cioè, quando c'è una sorgente astrofisica tu hai sia l'emissione di onde gravitazionali, ma se riesci a catturare anche l'emissione elettromagnetica hai tutto di quell'oggetto, perché hai l'oggetto nella parte interiore che è rivelabile solo attraverso le onde gravitazionali, che interagiscono molto poco con la materia, e quindi riesci proprio a vedere le zone che non riesci ad osservare con la luce. E nello stesso tempo riesci invece con la luce a vedere qual è tutta l'interazione con il mezzo intorno, quindi hai una visione completa. È un po' come avere un film in bianco e nero, ci metti la luce, ci metti il suono, quindi avere una visione completa. E quindi io mi sono messa a lavorare con gli astronomi e gli astrofisici per capire come fare a catturare proprio anche la luce e capire anche come interpretare i dati e quindi diciamo sono passati diversi anni in cui si è cercato di creare questa collaborazione tra due comunità, quella dei fisici delle onde gravitazionali e quella degli astronomi. E come vi dicevo prima, questa era una veramente frontiera delle osservazioni dell'universo. E i primi periodi in cui andavo a parlare nelle conferenze dei miei colleghi, quindi astronomi come me, quello che vedevo, cioè le sale vuote, era l'ultimo talk, quello sulle onde gravitazionali, non c'era nessuno, per carità, è una cosa, tanto non verranno mai rivelate. E poi piano piano invece la gente ha incominciato a capire, ma forse guardando, per fare l'astronomia delle onde gravitazionali bisogna guardare grandissime regioni di cielo perché gli osservatori di onde gravitazionali non riescono a localizzare, ma potrebbe essere un'opportunità che puntiamo queste regioni enormi perché ci danno tempo osservativo ai telescopi, magari osserviamo altre cose che ci interessano anche di più, e quindi è incominciato ad aumentare l'interesse e in pochi anni in realtà le sale sono cominciate a riempirsi di persone interessate a questa astronomia perché hanno capito che era una grande opportunità per sviluppare tante cose, il metodo osservativo, osservare grandissime regioni di cielo, avere tanti oggetti in queste grandi regioni di cielo, sviluppare data analisi molto sofisticate, perché quando tu osservi grandi regioni di cielo hai tantissimi oggetti e tu devi cercare di capire qual è la luce che corrisponde all'evento di onde gravitazionali, e questo comporta tutto artificial intelligence, lo sviluppo di tecniche molto sofisticate, quindi diciamo tutto e nello stesso tempo anche lo sviluppo di tanta modellistica teorica per comprendere i dati. E quindi la gente ha incominciato a capire che questa era un'opportunità. E poi nel 2015 questa opportunità si è aperta prima di quello che aspettavamo, perché noi eravamo tutti pronti per iniziare il run osservativo nel 2015, eravamo sicuri di non vedere niente, perché avevamo dei rate che erano anche basati sulle assunzioni di masse che non erano chiaramente, quando poi osservi il cielo c'è sempre cose inaspettate, no? Rispetto a quelle che tu prevedi prima. Quindi sostanzialmente noi eravamo tranquilli, partirà il primo run osservativo, non vediamo niente, poi aumentiamo la sensibilità, negli anni successivi riusciremo a vedere qualcosa. Invece prima dell'inizio proprio ufficiale del run osservativo, pochi giorni prima, abbiamo avuto un segnale incredibile che vi farò sentire. I due rivelatori che l'hanno osservato sono le due antenne LIGO. La collaborazione era LIGO-Virgo, quindi comunque c'era anche tutta la parte internazionale, però le prime due antenne funzionanti sono quelle che abbiamo negli Stati Uniti, che hanno appunto osservato il primo segnale di onde gravitazionali. Nel run successivo si è unito anche Virgo, e la presenza di Virgo è molto importante perché serve per localizzare. Uno strumento singolo non riesce a localizzare in cielo la sorgente, invece quando si hanno tre strumenti si fa la triangolazione, cioè il ritardo temporale tra i vari segnali, e si localizzano in cielo le sorgenti, quindi è estremamente importante poi per catturare anche la luce associata a questi eventi. E oggi ne abbiamo anche un altro strumento, ancora non ha la sensibilità degli altri, si chiama Kagra ed è in Giappone. In questo momento questi interferometri sono tutti in fase di upgrade tecnologico e ricominceranno a osservare a maggio con una sensibilità maggiore, e significa che vedranno un volume di universo più grande, quindi ci aspettiamo tanti segnali. Ma andiamo al primo segnale, quello storico, del 14 settembre 2015.
Allora, questo segnale allungato in realtà dura frazioni di secondo e questo è il primo segnale di onde gravitazionali che è stato osservato a terra. E questo segnale era talmente forte che si riusciva a vedere già nei dati sporchi, quindi in realtà non c'era bisogno di fare tantissime analisi perché già si vedeva. Un segnale incredibile perché era identico a quello che veniva aspettato dai modelli, quello che prevedeva la relatività generale di Einstein, tutta la modellistica che è venuta. Quindi è stato un segnale incredibile, meglio di tutto quello che ci potevamo aspettare. E ci raccontava la storia di due buchi neri di circa 30 masse solari che si sono fusi insieme in un buco nero più massiccio, e nel momento della fusione quello che è successo è che una potenza più grande della potenza di tutte le stelle dell'universo osservabile è stata trasformata in onde gravitazionali. Si è propagata, queste onde gravitazionali si sono propagate attraverso l'universo, hanno attraversato migliaia e migliaia di galassie e ci hanno messo 1,3 miliardi di anni per arrivare sulla Terra. Quindi noi abbiamo osservato quel 14 settembre 2015 un segnale che è partito 1,3 miliardi di anni fa. E appunto ci ha raccontato la fusione di questi due buchi neri. Fino a quel momento non sapevamo dell'esistenza di buchi neri di massa stellare in un sistema binario e quindi diciamo è stata una scoperta estremamente importante e questi buchi neri si riusciva a studiarli soltanto quando hanno una stella vicina che perde massa, si crea un disco di accrescimento, quindi attraverso delle tecniche, ma mai in modo diretto. Quindi le onde gravitazionali ci hanno permesso di scoprire questi buchi neri. Non sappiamo oggi ancora se c'è associazione anche con i buchi neri al centro delle galassie. Questi sono i rivelatori che utilizziamo, sono questi interferometri. Quello che succede è questo, che in questi interferometri ci sono dei fasci laser che attraversano delle braccia che nel caso di Virgo sono 3 km, di LIGO 4 km, e se non c'è un'onda gravitazionale quello che succede è che i fasci laser attraversano le braccia, si ricombinano e non rivelano nessun segnale. Ma quando passa un'onda gravitazionale, le onde gravitazionali quello che fanno è di allungare e restringere le braccia che sono perpendicolari, e quindi quando c'è un'onda gravitazionale, quando i fasci laser si ricombinano, non si ricombinano più in antifase, ma si genera un segnale. Ma per farvi capire la variazione di distanza degli specchi, dobbiamo andare dentro un nucleo di un atomo. Le variazioni di distanza che questi strumenti sono in grado di misurare sono più piccoli del nucleo di un atomo. Quindi sono degli strumenti estremamente precisi che ci permettono di rivelare questi segnali, e attraverso i modelli noi riusciamo a capire che tipo di sorgente astrofisica li ha emessi. Vi lo faccio vedere. Ecco, quello che facciamo è questo: noi prendiamo questi segnali e poi da questo suono registrato, dalle variazioni nel tempo di ampiezza e frequenza, cerchiamo di capire qual è l'oggetto astrofisico. E questo ad esempio, questo è un buco nero, una stella di neutroni di cui vi parlerò a breve, e invece quest'altro suono è il suono corrispondente a due buchi neri. Quindi noi in base a questi suoni siamo in grado di ricostruire quanto sono distanti questi buchi neri, come ruotano, cosa succede appunto a questi buchi neri, qual è la fisica legata alla fusione dei due buchi neri. Per questo è stato dato il Nobel Prize nel 2017, il primo Nobel a Ray Weisberg, Barish e Kip Thorne,
ed è stato dato a questi scienziati perché hanno dato un contributo decisivo alla rivelazione delle onde gravitazionali e hanno iniziato una nuova astronomia. Quindi diciamo che le onde gravitazionali sono state cercate per 100 anni da quando Einstein le ha predette, ma hanno aperto proprio un'astronomia nuova, una nuova esplorazione dell'universo. E questi sono stati degli scienziati pionieri, sognatori, che hanno lavorato tantissimi anni per darci gli strumenti che oggi ci permettono questa nuova astronomia. Ed è appunto un'astronomia che ci permette di vedere quello che prima era invisibile. Io però continuavo a cercare il segnale elettromagnetico e i buchi neri, quando si fondono i buchi neri di massa simile a quella delle stelle, non danno luce. Però oltre ai buchi neri noi cercavamo anche i segnali da altre sorgenti, che sono le stelle di neutroni, e quello che è successo è che il 17 di agosto 2017, con anche Virgo che osservava, abbiamo osservato un segnale diverso, molto più lungo, 1 minuto, e subito dopo un satellite Fermi ha rivelato un flash nel gamma. Si chiamano gamma ray burst. Sono dei flash che riveliamo mediamente ogni 2-3 giorni, li conosciamo dagli anni 70 e abbiamo capito immediatamente che il nostro sogno era davanti a noi, che avevamo un segnale di onde gravitazionali, ma avevamo anche il primo segnale elettromagnetico, quindi questo flash gamma, e che eravamo di fronte alle stelle di neutroni. Le stelle di neutroni sono delle stelle esotiche, molto molto interessanti, perché in un diametro di 20 km abbiamo 2 soli. Quindi sono degli oggetti estremamente densi e un cucchiaino di stella di neutroni pesa 500 miliardi di tonnellate. Quello che stavamo osservando erano le 2 stelle di neutroni, la fase finale della danza di queste 2 stelle di neutroni, una attorno all'altra. Quando sono vicino, quello che succede è che gli effetti mareali distruggono parte di queste 2 stelle, si crea tutta della materia attorno e 2 getti che vanno alla velocità della luce, che sono quelli che danno il gamma, ma si creano anche tutti dei detriti intorno. E sapevamo che da quei detriti si possono formare gli elementi pesanti nell'universo. Quindi noi avevamo visto il flash nel gamma, ma volevamo catturare anche tutta l'altra luce, che sapevamo che questo tipo di evento poteva dar luogo. E quindi quello che è successo è che è iniziata la campagna osservativa più estesa nella storia dell'uomo. Tutti i satelliti che abbiamo intorno, tutti i telescopi a terra hanno iniziato a puntare la regione di questa fusione delle 2 stelle di neutroni. È una campagna osservativa ricchissima, abbiamo tantissimi dati e tuttora la galassia dove è avvenuta questa fusione è ancora osservata oggi. E vi faccio vedere le prime immagini che abbiamo preso, che anche per me sono molto emozionanti, sono quelle che abbiamo preso con i telescopi in Cile, che hanno dato una delle tante scoperte che è stata fatta. E questa sostanzialmente è la Via Lattea. Adesso vedete questa era la regione da cui proveniva il segnale di onde gravitazionali. Era un segnale abbastanza vicino, era partito ai tempi dei dinosauri, questo quindi molto più vicino dell'1,3 miliardi di anni, e c'erano 50 galassie da osservare dentro il volume corrispondente al segnale. I telescopi cileni hanno incominciato ad osservarle una ad una, e hanno scoperto una luce nuova che non c'era prima in questa galassia, NGC 4993, che è diventata famosissima, e hanno scoperto un segnale che non esisteva. I primi giorni blu. I primi giorni era blu, poi piano piano è diventato rosso in 10 giorni. E questo oggetto era un oggetto che rapidamente diminuiva la sua temperatura, da blu diventava rosso. Questi sono degli spettri che noi abbiamo preso con i telescopi in Cile, e vedete che ci sono delle onde. Queste onde sono importantissime perché ci spiegano la formazione degli elementi pesanti nell'universo. Noi in quella materia intorno, attraverso questi spettri, abbiamo capito come si formano gli elementi pesanti nell'universo. Vi faccio vedere che elementi. Tutti questi che vedete in giallo nella tavola periodica, e
praticamente questo era un grande enigma, non si sapeva dove gli elementi più pesanti del ferro, qual era l'origine degli elementi più pesanti del ferro, tipo i lattanidi. E oggi sappiamo che questo è uno dei canali di formazione principale per gli elementi più pesanti del ferro nell'universo. Nei giornali è andato che abbiamo scoperto l'oro, perché noi abbiamo visto tutti i colori dell'arcobaleno e in realtà andando a vedere poi come questa luce, le proprietà di questa luce e anche l'evoluzione in 10 giorni, sappiamo che lì si è formato anche l'oro, e da delle stime in base a quanto è stato brillante questo evento e anche appunto come sono evoluti i colori della luce, sappiamo che lì si sono formati circa in peso 10-100 terre di oro come peso. Questo oro poi si disperde nel mezzo interstellare e poi da lì si riformano le stelle e i pianeti. Quindi l'oro che abbiamo sulla Terra proviene da una fusione di stelle di neutroni che è avvenuta nella nostra galassia tantissimi anni fa. Quindi in realtà questa è una delle tante scoperte che abbiamo fatto e è molto bella perché veramente ha chiuso in un certo senso un enigma di tanti anni, ne ha aperti tanti altri perché in realtà non riusciamo a spiegare tutti i dati che abbiamo preso. Questo evento è stato un evento incredibile perché l'unire le onde gravitazionali e la luce ci ha permesso di fare tante scoperte, cioè per esempio permesso di capire come la struttura dei getti relativistici, questi getti che si formano di energia e materia che si muovono alla velocità della luce, che sono incredibili, sono delle esplosioni dell'universo le più energetiche che abbiamo nell'universo, ci ha permesso appunto di capire la nucleosintesi nell'universo. Cominciamo a capire qualcosina della fisica delle stelle di neutroni, di quello che avviene a queste densità incredibili che ci sono al centro delle stelle di neutroni che non riusciamo a riprodurre con gli esperimenti a Terra. E poi unendo il segnale gravitazionale e la distanza che noi stimiamo con la luce, abbiamo anche in questo caso studiato l'espansione dell'universo, cioè qual è il rate di espansione dell'universo. Io ho avuto il piacere di annunciare questa scoperta, in particolare di parlare della scoperta dell'oro nella press conference negli Stati Uniti, e devo dire che sono stati dei momenti bellissimi perché sono stati dei mesi intensissimi, ogni giorno avevamo dati nuovi, ogni mattina è stato un periodo incredibile, non c'era più notte e giorno, si lavorava 24 ore al giorno, però c'era un entusiasmo incredibile, tantissime persone che ci lavoravano e questo è avvenuto alla fine dei mesi perché dovevamo essere velocissimi a pubblicare e quindi è stato veramente dei momenti intensissimi ma bellissimi, anche il ricordo dell'emozione di ogni osservazione che arrivava e quindi per me è stato un grande onore poter presentare questa scoperta poi al mondo, e da lì è arrivata appunto quello che dicevamo prima, perché è arrivato Nature che mi ha messo tra i 10 scienziati dell'anno, poi Time, ho fatto un red carpet che in vita mia non avrei mai pensato di poterlo fare e questo mi ha dato una grande opportunità in realtà, perché mi ha dato l'opportunità anche di partecipare, anche di fare delle cose che non mi aspettavo prima e anche di parlare a tanti ragazzi, a tante ragazze, di poter parlare anche in ambienti che non sono quelli tipici degli scienziati. E una parte, diciamo la parte più bella è quella che poi faccio anche adesso, con parlarne ai bambini di queste scoperte. E l'entusiasmo dei bambini è incredibile, ti fanno delle domande bellissime perché non hanno alcuna barriera. Però in realtà ecco, questa non è la scoperta, quello che mi piace raccontare è che questa veramente non è la scoperta di una, 2 o 3 persone. Le onde gravitazionali e l'astronomia che chiamano astronomia multimessaggera sono scoperte di migliaia di scienziati che hanno abbattuto in un certo senso le barriere, hanno deciso di lavorare insieme. Queste scoperte, soprattutto questa poi in cui è stata rivelata onde gravitazionali e luce, è una scoperta di 3.500 scienziate e scienziati, astronomi, ingegneri, fisici, teorici, sperimentali, e la diversità è quella che ha permesso queste scoperte. Oggi le grandi scoperte secondo me si fanno attraverso grandi collaborazioni, tanti scienziati che mettono insieme il loro sapere. Non è
stata una scoperta facile, è stata una scoperta molto difficile, anche il preparare e unire comunità diverse è stato complicato, però è stata proprio la collaborazione, la coordinazione, il fatto di includere la diversità e far diventare la diversità una ricchezza. E ora più che mai, secondo me, è evidente che quando noi dobbiamo superare le grandi sfide teoriche, tecnologiche, abbiamo bisogno di tutti, il contributo e l'unicità di tutti è fondamentale. E quindi penso che sia importante sempre costruire ponti e che la scienza deve essere un esempio per questo. E se guardiamo le scienziate, ma anche in generale gli scienziati, se i problemi sono risolti, non sono pienamente risolti perché ancora ci sono degli stereotipi. Quando si pensa agli scienziati si pensa di solito allo scienziato uomo, ma anche il nerd isolato che non ha una vita. In realtà non è così, siamo persone normalissime, penso che parte del nostro lavoro è anche proprio la comunicazione, la parte di rapporto umano che c'è anche in queste scoperte, che sono la cosa principale. Quindi questo secondo me è un primo stereotipo da abbattere sia per uomini che per donne. E le donne nello STEM secondo me stanno in realtà aumentando alla base. Io ho un'esperienza molto positiva perché in realtà io ho studiato a Bologna dove c'erano tantissime astronome e anche in posti apicali, quindi direttrici o dirigenti di ricerca. Non mi sono mai sentita inferiore a un uomo, non ho mai avuto problemi forse ecco proprio perché c'era questo ambiente anche già in cui avevo molte donne che mi ispiravano davanti a me. Oggi mi rendo conto che molte volte mi trovo in dei tavoli e dici sono l'unica donna, quindi in realtà secondo me in questo momento c'è appunto questo soffitto di cristallo da buttare giù, da abbattere, perché in realtà ecco quello che succede è che poi se guardiamo i numeri salendo nella carriera il numero di donne diminuisce tantissimo e quindi è ora di spezzare questo soffitto di cristallo. E non tanto perché ci mettono le quote rosa, perché le donne meritano di essere in quelle posizioni. Quindi secondo me è molto importante anche che le donne siano consapevoli che meritano di essere in certe posizioni. E forse per una donna è anche più difficile quando ottiene dei risultati che questi risultati le vengono riconosciuti come tali. Si guarda sempre il contorno, come ti vesti. Io una cosa che dico sempre, a me mi chiedono sempre nelle interviste come concilio essere scienziata con mamma. Io rispondo perché mi fa piacere, perché in realtà l'essere mamma è anche parte del mio essere scienziata, è anche come sono come scienziata. Però io dico sempre, ma perché lo chiedono solo a me? Invece per il mio compagno, anche lui è un fisico, a lui non glielo chiedono mai. E quindi quello che dico è che secondo me le donne devono essere, le scienziate devono restare donne, essere madri o non esserlo, ma questo non deve interferire con i loro risultati. E quello che conta è la loro originalità, il contributo che possono dare veramente al progresso, ai loro risultati, e devono essere riconosciute per questo. E quindi non è importante se io mi vesto in un modo, se sono bella, se sono brutta, cioè tu devi guardare quello che io sto portando al progresso della conoscenza. E se devo dare un po' le mie opinioni è quello che noi dobbiamo demolire gli stereotipi e i pregiudizi, e questo è una cosa culturale che deve partire già dai bambini piccolissimi. Io mi rendo conto che i miei bambini vedono in casa una parità totale, una mamma che ha sempre viaggiato fin quando erano proprio piccolissimi. Però ogni tanto torno da scuola e mi dicono ma questa cosa è una cosa che questo va bene solo per i bambini, questo per le bambine, già dividono, no? Invece questa è una cosa che non dobbiamo fare già da piccoli. E la scienza ha bisogno di uomini e donne e della loro unicità e diversità, quindi non è che devono essere solo donne, secondo me gli uomini devono partecipare a questa anche a questa nuova visione della scienza come unione delle diversità e inclusività. E un'altra cosa è che le scienziate non devono essere protette ma avere ciò che meritano. A me dà molto fastidio quando mi dicono ti metto in quella commissione perché ho bisogno di una donna. Io sono in quella commissione, io faccio quello, quell'altro perché me lo merito. Perché a volte viene usata un po' questa cosa, no? Dell'usare il gender balance, ti metto lì. No, io sono lì perché
io mi merito come un uomo di essere lì, forse sono anche più brava, però ecco, di non usare questa cosa poi, perché è un risvolto negativo. E una cosa molto importante è che le donne devono avere le stesse opportunità, e questa è una cosa molto importante. C'è questo cartoon che fa vedere gli uomini e le donne, e chiaramente magari per una donna è più difficile, però questa secondo me è una cosa anche culturale, cioè nel senso che è una cosa che riguarda anche le famiglie, cioè non riguarda soltanto l'ambiente lavorativo, ma anche la parità che tu puoi avere all'interno della tua famiglia, quindi è una cosa culturale che non riguarda solo il lavoro, ma avere anche una parità a livello culturale anche nella propria famiglia, nelle proprie, insomma, non solo a livello lavorativo. Chiaramente creare opportunità significa creare opportunità per le famiglie, non so, avere gli asili nei posti di lavoro, che non sono soltanto per le donne, ma proprio per la famiglia. Adesso, per concludere, io penso che io ho deciso di fare questo lavoro perché sono estremamente curiosa, mi piace tantissimo viaggiare, e per poter esplorare l'universo hai bisogno proprio non possiamo andare a vedere l'universo in tutte le sue parti, quindi il mio modo di viaggiare nell'universo è quello di osservare. Questo lavoro assolutamente da donne come da uomini è proprio spingere i confini della conoscenza e appagare la propria curiosità. E quando guardiamo su in alto, secondo me cerchiamo un po' anche di capire quello che siamo, e nell'universo noi troviamo quelli che sono gli elementi della vita, e quindi guardando su in alto io cerco anche di capire quello che ci sta intorno, anche questa scoperta dell'oro, come si formano gli elementi, ci sono cose della vita quotidiana, no? E guardando su vediamo anche gli elementi che sono parte della vita. E quindi finisco con quest'ultima slide, che guardando in alto io mi rendo conto che siamo veramente polvere di stelle, e guardando in alto cerco anche di capire cosa siamo noi. Professoressa Branchesi, io credo che questo lungo applauso sia molto esplicito dell'emozione che penso tutti noi abbiamo avuto ad ascoltarla. È stato un viaggio bellissimo, emozionante, ho scoperto molto non solo delle stelle, di queste onde strane di cui non capisco bene la natura, di queste onde gravitazionali che non sono elettromagnetiche, ma diciamo queste saranno domande che farò nel backstage. E ho scoperto molte cose della tavola periodica degli elementi che non immaginavo, e devo dire la ringrazio a nome di tutti per questo bellissimo viaggio, un viaggio fatto di scienza fatta da molte persone, da molte culture, della capacità di legare linguaggi diversi provenienti da culture diverse, e questo credo che sia il messaggio più bello. La scienza la si fa insieme, e soprattutto si fa mettendo insieme tanti saperi completamente diversi. Grazie davvero. Passiamo ora a delle testimonianze che provengono dall'Università di Udine, quindi passiamo dalle hard science, che non chiamerò più hard science ma chiamerò soft science, perché dopo questa prolusione ho deciso che non è giusto chiamarle hard sciences. E invito la professoressa Cristiana Catena, che è professoressa ordinaria di medicina interna, quindi parliamo di una docente, di una collega che afferisce al Dipartimento di Area Medica. E la professoressa Cristiana Catena ha ottenuto recentemente un importante riconoscimento, che è un premio, il cosiddetto premio Paladini Italiani della Salute, che le è stato conferito a lei come anche ad altri ricercatori italiani per delle attività di ricerca svolte nell'ambito, diciamo, delle patologie legate al Covid. E la professoressa Cristiana Catena ci parlerà infatti di problemi di cuore dopo infezione da Covid. Grazie.
Buonasera, intanto io ringrazio il Rettore, i delegati e tutta la segreteria che ha organizzato questo bel convegno per avermi invitato a parlare. Mi sento lusingata perché oltre me ci sono centinaia e centinaia di donne che si dedicano alla ricerca, anche più brave di me. E in secondo luogo approfitto per salutare tutta l'audience e dato che è un convegno dedicato alle donne della scienza, il mio saluto particolare va agli uomini, ovviamente, questa è una battuta. Bene, dunque, io vi presento un lavoro che abbiamo fatto in realtà in collaborazione con i colleghi del reparto delle malattie infettive. Il lavoro che abbiamo fatto è stato svolto, guidato dal centro ipertensione di cui io faccio parte come referente della clinica medica di Udine, e è stato frutto anche di una pubblicazione su una bella rivista che vedete qui indicata nella slide nel 2021. Il titolo è, lo dico in italiano, Outcome cardiaco a breve termine in pazienti che sono sopravvissuti a infezione da Covid-19, uno studio sistematico dopo dimissione da ricovero. Introduco dicendo che ormai sappiamo tutti quanto sia alta la mortalità e la morbidità dovute alla pandemia da Covid-19 in tutto il mondo e diciamo che solitamente quando si pensa al paziente affetto che è stato affetto da Covid si pensa più che altro alla problematica respiratoria, secondariamente a sintomi gastrointestinali, olfattivi, eccetera, eccetera. Ma alcuni centri, tra cui noi, hanno avuto l'obiettivo di vedere se questa infezione interessa anche un altro organo fondamentale, che è il cuore. E da questo siamo partiti. Questo perché diciamo che già alcuni studi avevano dimostrato che c'è un interessamento nella fase acuta della patologia da Covid, però non c'erano in letteratura degli studi che avessero visto qual era l'interessamento o eventuali patologie che riguardavano il cuore che si denunciavano a poco tempo dalla dimissione, cioè quando il paziente era già in fase di guarito o in fase di guarigione. E infatti lo scopo del nostro studio è stato di esaminare il cuore in pazienti sopravvissuti a infezione da Covid-19 dimessi e confrontare l'outcome, cioè i dati cardiaci tra pazienti dimessi recentemente dopo la malattia da Covid e pazienti matchati, cioè soggetti sani ma che non avevano avuto il Covid ma sovrapponibili per tantissime variabili ai pazienti che erano stati affetti da Covid, e anche di vedere le differenze a breve termine, a 40 giorni tra i pazienti che avevano avuto una malattia da Covid lieve, moderata oppure severa. La severità, come molti di voi sanno, si basa su dei criteri della Simeu che tengono presente soprattutto l'entità del fabbisogno di ossigeno in maniera più o meno invasiva in base alla gravità della patologia e anche a quale tipo di reparto più o meno intensivo il paziente ha bisogno di essere ricoverato. E quindi diciamo che si tratta di uno studio di follow up di breve termine. In maniera molto sintetica, praticamente noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo reclutato 105 pazienti, 79 maschi, restanti femmine di età media 57 più o meno 15 anni, che erano stati ricoverati in reparti a varia intensità di cure per malattia da Covid o lieve severa oppure o lieve moderata oppure severa.
che poi venivano dimessi, ma in cui i colleghi delle malattie infettive proclamavano un follow-up, cioè dei controlli seriati ambulatoriali. Dopo una media di circa 41 giorni, cioè poco più di un mese, noi abbiamo richiamato 105 di questi pazienti a cui abbiamo fatto tutti una ecocardiografia in maniera molto esaustiva, ovvero valutando una miriade di parametri ecocardiografici che non posso ovviamente enunciare, altrimenti ci metteremmo 8 tabelle, 3 ore, e li abbiamo confrontati con 105 soggetti matchati, vuol dire che erano sovrapponibili come caratteristiche basic, cioè sesso, età, BMI, ma anche eventuali terapie o altre patologie, per vedere appunto le differenze tra cuore del paziente ex-Covid e cuore del paziente che non aveva avuto Covid. Il secondo aspetto dello studio è stato valutare se c'erano differenze dal punto di vista cardiaco in un follow-up a breve termine, cioè tra i pazienti che avevano avuto una malattia lieve e moderata, secondo lo score, che erano 78, oppure pazienti che avevano avuto invece una malattia severa, che erano 27. E qua vediamo direttamente i risultati. Per brevità io non posso presentare tabelle o figure, per cui espongo i risultati in maniera descrittiva. Primo punto, facendo il confronto all'ecografia tra i pazienti che erano stati ricoverati per il Covid e i controlli non Covid sovrapponibili, matchati, valutando una serie infinita di parametri che si ottengono con l'ecocardiografia, non abbiamo trovato differenze a 41 giorni di media dopo la dimissione tra i pazienti Covid e i non Covid. Il secondo punto era vi erano differenze tra pazienti che avevano avuto la malattia Covid in forma lieve, moderata o in forma severa dopo la dimissione, ovvero a circa un mese, e abbiamo valutato anche in questi pazienti tutta una serie infinita di parametri che si ottengono con l'ecografia, e anche qui non abbiamo trovato differenze di nessun tipo in nessuno dei parametri ecocardiografici. Abbiamo voluto, questa è una cosa in più che non riguarda il cuore ma riguarda il polmone, però abbiamo aggiunto anche questo tipo di rilievo per completezza. Abbiamo anche confrontato se c'erano differenze in ambito polmonare nei pazienti reduci da malattia Covid ad un primo follow-up di breve durata. Qui abbiamo trovato un piccolo risultato, una piccola differenza, ovvero i pazienti sono stati sottoposti a ecografia polmonare che valuta se c'è un polmone sano, un paziente lievemente compromesso o un polmone gravemente compromesso mediante l'ecografia polmonare, e abbiamo visto che pazienti che avevano avuto una forma severa avevano delle leggere alterazioni, più alterazioni polmonari rispetto ai pazienti che avevano avuto una forma lieve e moderata, ma che per fortuna in questi pazienti in cui permaneva un difetto a livello polmonare ecografico, questo difetto era di livello lieve, e questo era un risultato che ci ha reso contenti. Qui non l'ho scritto, ma lo dico a voce: abbiamo fatto anche il lavoro anche a livello di elettrocardiogramma e non abbiamo trovato differenze tra pazienti Covid e non Covid e tra pazienti con forma lieve e moderata o con forma severa di Covid. E quindi concludo dicendo che in un follow-up di breve durata, perché si trattava di 40 giorni di media dopo la dimissione, dimessi appunto dopo un ricovero per varia gravità di malattia Covid-19, non abbiamo riscontrato anomalie cardiache rispetto al gruppo di controllo
non Covid, né differenze di tantissimi parametri cardiaci tra i pazienti che avevano avuto diversa gravità, severità della malattia da Covid-19. Ovviamente questo studio ha dei piccoli grandi limiti, nel senso che è comunque uno studio trasversale, è una specie di fotografia fatta in un momento specifico, non è uno studio longitudinale, non è uno studio che si può fare in acuto, perché pazienti che vengono ricoverati nei reparti Covid sono dei pazienti in cui è difficile fare un'ecografia, perché l'ecografo è uno strumento molto grande, i pazienti vanno messi in una posizione particolare, essendo pazienti spesso intubati non puoi muoverli, diciamo, spostarli come vuoi, e inoltre è uno studio trasversale, ovvero sarebbe interessante quello che poi in parte abbiamo fatto, ma non lo racconto in questa sede per brevità, di richiamarli dopo ulteriori 2 mesi e vedere e rifare lo stesso tipo, diciamo, di valutazioni. Occorrerebbero studi più ampi come dimensioni e studi con un follow up diciamo di ancora più lungo termine, per vedere se ci sono delle anomalie residue cardiache o polmonari in questi pazienti. Questo ce lo proponiamo di fare magari nell'ambito di quest'anno, il prossimo anno, quindi con un follow up di 2-3 anni, insomma più di 40 giorni. Bene, io spero di essere stata nei tempi, di non essere stata noiosa e che anche i non esperti abbiano capito, insomma, il concetto che volevo riportare, insomma. Grazie professoressa Catena, grazie, anche il messaggio è stato anche un po' confortante, mi pare, e quindi tutto questo ed è stato chiarissimo. Vi ringrazio per l'attenzione. Passiamo ora al Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura e invito la professoressa Marina Cobal, che è professoressa ordinaria in fisica. La professoressa Cobal si occupa di particelle subatomiche, stiamo parlando di quark top, di bosone di Higgins, che forse sono termini che abbiamo avuto occasione di ascoltare anche dai media in tempi recenti. La professoressa Cobal vanta una grande esperienza di ricerca a livello internazionale, lavora al CERN di Ginevra ed è tra i primi 6 top scientist italiani nel mondo della fisica. Grazie. Grazie della presentazione, ho giurato che non userò formule come ha fatto la professoressa Branchesi. Diciamo, il mio campo di studio non è molto lontano, anche se ci occupiamo di dimensioni completamente diverse. E infatti parto un po' da una stessa immagine. Anche io ho cominciato a appassionarmi alla fisica guardando al di fuori dell'universo e chiedendomi quello che si chiedono quelli che studiano la cosiddetta fisica fondamentale, ovvero quali sono i mattoni fondamentali della materia e quali sono le forze che li tengono insieme. Quindi proprio i principi fondamentali che tengono insieme e direzionano il nostro universo. Se diamo un'occhiata ancora, diciamo, un pochino più in grande, questa immagine fa venire un pochino i brividi, no? È stata presa da un telescopio che è il più moderno e potente telescopio che esiste adesso, che si chiama James Webb, e che naviga in orbita intorno al Sole a 1,5 milioni di miliardi di chilometri, 1,5 milioni di chilometri dal Sole, e rappresenta una nebulosa che si chiama Carina, che è nella costellazione Carina, che si trova nell'emisfero australe della nostra galassia, che si chiama Via Lattea. Qui vedete l'unità di misura sono 2 anni luce, quindi questa nebulosa è circa qualcosa dell'ordine di qualche decina di anni luce, e quello che sappiamo oggi è che nella Via Lattea ci sono 100 miliardi di stelle, questo è soltanto una piccola parte dell'universo. Nell'universo ci sono 100 miliardi di galassie che la professoressa Branchesi si sta guardando tutte quasi una a una
E questo fa un totale di un numero che non riesco a leggere perché è illeggibile, sono 10 per 10 per 10, 22 volte stelle. La cosa incredibile è che tutte queste stelle, la nebulosa, la Terra e la Luna che vi ho fatto vedere prima, e noi stessi, sono fatti esattamente degli stessi identici mattoni fondamentali, che non sono gli elementi della tabella periodica, sono qualcosa di molto più piccolo, e ad oggi sappiamo che tutti gli atomi che ha fatto vedere prima la professoressa Branchesi sono fatti da un nucleo e circondato da elettroni, diciamo, uno più elettroni. Il nucleo non è come non lo è l'atomo, che prima da Democrito all'epoca degli antichi greci veniva chiamato indivisibile, no? Atomos, si pensava che fosse l'elemento fondamentale. No, nell'atomo c'è un nucleo che è fatto da protoni e neutroni, i protoni a carica positiva e i neutroni senza carica, e questi oggetti che formano un nucleo atomico sono a loro volta fatti da altre particelle ancora più piccole, che sono i quark. In realtà oggi sappiamo che i mattoni fondamentali della materia sono circa 12, si dividono tra leptoni, sono 6 di queste 12 particelle, il leptone che conoscete tutti è l'elettrone, poi ce ne sono altri 5, e altre particelle che si chiamano quark. 2 di questi quark, quelli che ho disegnato up and down, indicati dalle lettere U e D, sono quelli che formano protone e neutrone. Le abbiamo trovate tutte queste 12 particelle e l'ultima particella che è stata trovata è il quark top, quello disegnato da T, che appunto è stato identificato per la prima volta nella mia tesi di dottorato quando ero una ragazza della scienza. e diciamo, come si sono fatte questo tipo di ricerche? Si fanno, come giustamente ha detto la professoressa Branchesi, con tanti scienziati che lavorano insieme con un unico goal, con tante macchine. Quello che vedete è l'acceleratore Large Hadron Collider al CERN, di cui sicuramente avete sentito parlare. La scoperta del top è stata fatta in America con un acceleratore di precedente concezione. Gli acceleratori non sono altro che enormi microscopi, come vedete delle cose piccole voi, cercate di capire una struttura molto piccola, con un microscopio, quello che conoscete probabilmente è il microscopio ottico, in cui spedite della luce che rimbalza sulla struttura che volete studiare, e in base alla riflessione che fa, diciamo, capiamo di cosa è fatto il materiale che guardiamo. Se spedite invece di fotoni degli oggetti che potete inviare contro il vostro bersaglio energie molto più grandi, accelerandoli perché hanno una carica elettrica come gli elettroni, avete un microscopio elettronico. Se prendete gli elettroni e li mandate dentro un anello di 127 km di diametro messo 100 metri sottoterra e fate scontrare fasci di elettroni ha una velocità simile a quella della luce e ha una energia simile a quella che impatta un treno ad alta velocità che viene addosso, e guardate che cosa succede in queste collisioni di questi fasci di elettroni o di protoni o di altre particelle. Avete un microscopio potentissimo. Spaccando la materia in questi acceleratori e guardando cosa succede in questi grandi esperimenti come l'esperimento Atlas in cui lavoro io e lavorano altre persone nella nostra Università di Udine, riusciamo a identificare questi mattoni fondamentali, anche le forze che li tengono insieme. Questo è al CERN, che è un grande laboratorio internazionale dove lavorano 6.000 persone che vengono da tutto il mondo e che, diciamo, è passato un po' alla pubblica conoscenza soprattutto per la scoperta dell'Higgs, che è avvenuta nel 2012, che ci ha fatto capire non solo quali erano i mattoni fondamentali della materia, ma anche come questi mattoni acquisivano la massa che hanno. Essenzialmente nel lontano 64 il professor Higgs ha elaborato una teoria in cui il vuoto che permea tutto lo spazio è un'entità fisica con delle proprietà fisiche, e le particelle che formano poi gli atomi, le molecole eccetera interagiscono con questo vuoto, acquisiscono una massa e diciamo questa è stata la scoperta che valsa il Nobel a Higgs e anche a Englert, che aveva lavorato anche su questa teoria. Il nostro gruppo di Udine ha partecipato a degli studi che hanno contribuito alla scoperta dell'Higgs, e qui vedete la donna della scienza qualche anno dopo, nel 2012 al CERN, e la bellissima giornata. Prima la professoressa Branchesi ha espresso in modo eccezionale le emozioni che si provano davanti a una scoperta. Io nella mia vita, che ormai è arrivata a quasi più della metà, anzi più della metà sicuramente, e ho avuto la fortuna di partecipare a 2 scoperte, la scoperta dell'ultimo quark e la scoperta del bosone di Higgs.
Tutte queste scoperte adesso le abbiamo messe in una teoria che descrive il mondo microscopico, che si chiama modello standard, e che risponde a tantissime domande, ma non risponde a tutte le domande. Ci sono ancora tantissime domande aperte, per esempio perché le particelle sono 12 soltanto, sono veramente solo quelle 12, perché le masse, sappiamo il meccanismo che dà le masse, ma non abbiamo capito perché alcune particelle interagiscono tanto con questo campo di X e diventano molto pesanti, altre meno. C'è il problema della materia oscura che ha accennato la professoressa Branchesi. Ci sono ancora tantissime domande e dobbiamo lavorare per il futuro, assolutamente. E difatti stiamo lavorando per il futuro. All'anello Large Hadron Collider che esiste adesso e lavorerà fino al 2030 avanzato, stiamo progettando come sostituzione un altro grandissimo anello, ancora più grande. Qua vedete l'anello LHC nella zona tra Ginevra e la Francia, e il nuovo anello, che si chiama Future Circular Collider, sarà di una circonferenza di circa 90 km e avrà una energia 7 volte l'energia che possiamo utilizzare adesso all'LHC, che vuol dire potremo vedere le cose ancora in dimensione più piccola, potremo andare a vedere ancora più l'infinitamente piccolo. Ovviamente questo il progetto richiede un impegno enorme, l'Europa sta investendo su questo e c'è un comitato, uno steering committee, si chiama, che ha proprio il compito di seguire la realizzazione di questo progetto, mettere insieme le persone e controllare che tutti i vari step vengano effettuati nei tempi debiti. E in questo comitato ci sono anch'io, oltre alla direttrice del CERN che è Fabiola Giannotti, una donna che è un panzer, e anche alla Beate Heinemann, anche la direttrice Adesi, un'altra donna di grande successo, e se verrà realizzato, questo progetto verrà realizzato nel 2040, quindi parliamo di tantissimo tempo più in avanti, quindi parleremo della vecchia che fa la scienza. In realtà non parleremo di me che farò scienza, ma parleremo delle persone che seguiranno me e i miei colleghi di adesso, e che porteranno avanti, finiranno questo progetto e probabilmente prenderanno i dati, sperabilmente faranno le nuove scoperte. Prima la professoressa Branchesi ha parlato appunto dell'importanza della collaborazione, di essere in tanti, avere un unico progetto comune. Non è soltanto una cosa nel presente, adesso siamo una grande collaborazione e lavoriamo tutti insieme. Secondo me è una caratteristica dello scienziato, oltre un pochino nerd siamo, diciamo la verità, siamo un pochino ossessivo-compulsivi, almeno molti di noi, siamo molto curiosi come delle bertucce, anche questo è vero, siamo estremamente ambiziosi, perché abbiamo l'ambizione di trovare la risposta a tutte le nostre domande e quasi mai ci riusciamo veramente, però abbiamo anche la consapevolezza che siamo un puntino in quell'universo enorme che ha fatto vedere la professoressa Branchesi e che ho fatto vedere anch'io in un paio di foto, e non soltanto siamo un puntino piccolo, ma siamo anche un puntino che sarà qui per pochissimo tempo, un flash brevissimo, e che per fare una traiettoria ci vogliono tantissimi punti insieme. Quindi la consapevolezza che lo scienziato è anche che fa una piccola parte di un cammino nel tempo che è importantissimo. E quindi c'è sia il dispiacere di non vedere poi la fine di queste ricerche, no? Che sappiamo che non arriveremo a dare le risposte definitive a tutto, ma c'è anche il piacere di passare testimone ai ragazzi, ai giovani, che questa parte è apparsa molto chiara nel discorso della professoressa Branchesi. E qua mi fermerei perché penso che ho fatto i miei. Quindi ringrazio. Grazie alla professoressa Cobal, e rimaniamo nell'ambito delle scienze dure, che però abbiamo deciso di non chiamarle più scienze dure, e invito la professoressa Anna Giordano Bruno, che è professoressa associata di algebra, e la professoressa si occupa di gruppi topologici e sistemi dinamici in ambito algebrico. La professoressa ci parlerà di caos e in particolare del modo attraverso il quale si misura il caos, e cioè attraverso il parametro dell'entropia. Bene, vi parlerò della teoria dell'entropia, che è l'ambito in cui svolgo principalmente la mia ricerca da 15 anni a questa parte, e intuitivamente l'entropia è un numero
che si associa a un sistema dinamico per misurarne il caos. Parto dalla fisica, visto che è la disciplina principale di questa conferenza. Il concetto di entropia, molti di noi l'hanno studiato a scuola, è stato introdotto per la prima volta da Clausius e poi quasi un secolo dopo invece Shannon ne ha dato una definizione in teoria dell'informazione. Il concetto di entropia è stato portato poi in matematica per la prima volta da Kolmogorov e da Sinai, che era un suo allievo, in teoria ergodica, la tipica teoria dei sistemi dinamici, e quindi è stata definita un'entropia della misura. Imitando questa entropia, o meglio in relazione a questa entropia, è stata data poi una definizione di entropia topologica per i sistemi dinamici topologici. E infine, come ultima, da un punto di vista storico, è stata introdotta l'entropia algebrica. L'entropia algebrica è definita, qualunque cosa questo voglia dire, per endomorfismi di gruppi abeliani. Quindi io ora vorrei darvi un'idea, in un caso molto semplice, di cos'è questa entropia. Il caso più semplice è quello dell'entropia algebrica, perché prendiamo per esempio i numeri interi, questi li sappiamo tutti, l'insieme z denota i numeri interi. I numeri interi sono i numeri naturali 0, 1, 2, 3, eccetera, e poi i loro opposti, meno 1, meno 2, meno 3. Gli endomorfismi di questo gruppo abeliano, cioè z con la somma innanzitutto è un esempio semplice di gruppo abeliano. E gli endomorfismi di questo gruppo abeliano sono le moltiplicazioni per numeri interi, la moltiplicazione per 1, per 2, per 3, per meno 2, quindi anche questo insomma è chiaro. Allora si può calcolare che per esempio l'entropia della moltiplicazione per 2 è il logaritmo di 2. Quindi si pensa che il fatto che la moltiplicazione per 2 sposti l'1 in 2, il 2 in 4, il 3 in 6 e così via, crei del caos nel gruppo dei numeri interi, e quindi gli viene assegnato un numero, la sua entropia, che è positivo. Se invece moltiplichiamo per 10, l'entropia della moltiplicazione per 10 viene il logaritmo di 10, che è un po' più grande. Quindi c'è l'idea che se spostiamo l'1 in 10 invece che in 2, c'è più entropia, si spostano di più i numeri interi. Dall'altra parte, se moltiplichiamo per 1, non succede niente, se moltiplichiamo un numero per 1 rimane quel numero, quindi non c'è caos in quel caso, e infatti l'entropia viene 0. Ovviamente questo è l'esempio più semplice che ho trovato. Poi la teoria dell'entropia, sia algebrica sia topologica, sia l'entropia della misura, è qualcosa di molto più profondo, se ne studiano le proprietà, esempi, anche quello che le ricadute, diciamo, su altre proprietà dei sistemi dinamici. Quindi questo è proprio un piccolo esempio, ma dietro ci sono centinaia di lavori, teoremi con lunghe dimostrazioni e quant'altro. E una parte che a me piace di questo ambito è quello dell'interazione, diciamo, tra le varie entropie, e anche con discipline che non fanno parte dei sistemi dinamici. Per esempio, l'entropia algebrica e topologica sono fortemente collegate tramite una teoria che si chiama dualità di Pontryagin. Anche l'entropia topologica con l'entropia metrica sono strettamente in relazione tramite il principio variazionale, ma uscendo quindi da questa teoria, per esempio il problema di Lemmer in teoria dei numeri, che è un problema famoso in teoria dei numeri aperto dal 1929, può essere non risolto purtroppo, ma almeno espresso in termini di entropia. Quindi magari l'interazione delle due discipline può far fare dei passi avanti. Analogamente ci sono connessioni con la teoria della crescita dei gruppi finitamente generati, un tema in teoria geometrica dei gruppi, ed è una nozione
introdotta da Milnor e poi studiata anche da Gromov e da molti altri, ma nomino questi due che sono i matematici illustri, anche vincitori di medaglie Fields. Per arrivare, giusto dare un'altra connessione e un esempio molto così attuale di quello che sto facendo, con alcuni colleghi da qualche mese stiamo provando a calcolare questa entropia algebrica di alcuni endomorfismi di gruppi molto particolari che si chiamano linear cellular automata e che provengono dall'informatica. Quindi non sappiamo ancora se quello che facciamo noi possa essere di interesse poi per chi è introdotto e usa questi linear cellular automata, ma la ricerca di base è anche questo. Questa era la terza e ultima slide, ma visto che penso di avere ancora qualche minuto, aggiungo anche in riferimento a quello che ha detto la professoressa Branchesi, che anche per me, anche se in un ambito diverso, la ricerca è esplorazione. Nel nostro caso di matematici teorici non abbiamo strumenti se non carta e penna, ma comunque si tratta di un'esplorazione dentro il mondo astratto, perfetto, bellissimo della matematica. E anche nel nostro caso, ogni volta che si scopre qualcosa di nuovo, che si dimostra un nuovo teorema, nascono anche nuove domande. E di nuovo riconducendomi a quanto detto dalla professoressa Branchesi, anche per me la ricerca è un fatto di collaborazione. Cioè è vero che esistono matematici che lavorano da soli, non è il mio caso, anche per me la ricerca è fatta in collaborazione, noi abbiamo gruppi piccoli, di solito sono 2, 3, 4 persone, almeno nel mio caso, però l'interazione tra queste persone è fondamentale per trovare nuovi risultati, perché appunto le competenze sono diverse, ma a volte anche appunto il fatto che ci siano uomini e donne, visto che questo è il tema, è importante, ma non solo le competenze, ma anche certi modi di vedere le cose possono essere diversi e questa è una ricchezza. Purtroppo anche a me capita spesso di essere l'unica donna in questi gruppi di ricerca e a volte anche nei convegni le donne a cui partecipo, le donne sono veramente poche. D'altra parte, nell'ambito puramente di ricerca non mi sono mai sentita discriminata o considerata diversa o non so, male, insomma, non mi sono mai sentita discriminata in quanto donna. Questo, ripeto, nell'ambito della ricerca. Poi al di fuori le difficoltà sono tangibili, ecco. Con questo concludo. Grazie. Grazie professoressa. Io forse ho omesso nella presentazione che nel suo caso, oltre ad essere una donna che fa la scienza, è anche una donna che fa sport ai massimi livelli, e la professoressa Giordano Bruno è stata campionessa italiana di salto con l'asta, vero? Ecco. Scusate, visto che non voglio dire niente sulla mia carriera sportiva, però sempre riferendomi a quanto ho presentato prima, per me Margherita Hack è sempre stato un esempio e anche lei ha fatto atletica, quindi non sono l'unica. Cioè, diciamo, fin da quando andavo a scuola, per me lei è sempre stata un punto di riferimento, anche se poi la ricerca è in una disciplina diversa. Non è importante. Grazie, e cambiamo davvero disciplina e passiamo ora alle scienze umane e ho il piacere di invitare la dottoressa Francesca Greco, che è ricercatrice in sociologia dei processi culturali e comunicativi. La dottoressa lavora presso il Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione, Formazione e Società ed è un'esperta di comunicazione dei media, dei social media, big data, text mining e computational sociology. Ha sviluppato una metodologia per la profilazione socioculturale, l'emotional text mining, e ci parlerà del potere nascosto delle parole.
Buongiorno, io volevo intanto unirmi al coro dei ringraziamenti per questa iniziativa fantastica. Grazie di averci dato l'opportunità anche di parlare delle nostre ricerche. Noi passiamo tanto tempo chiusi nella nostra stanzetta a volte, quindi è una grande opportunità. Volevo anche ringraziare il mio dipartimento, il DIL, per avermi dato la possibilità di raccontarvi che faccio. Ma prima di cominciare a raccontarvi che faccio, volevo farvi una domanda. Quanto di voi usano i social media? Immagino molti, se non tutti. Sapete perché è importante? Perché gli scienziati utilizzano questa informazione per prevedere il vostro comportamento. Nel 2017, durante la campagna presidenziale francese, a una settimana di distanza dal secondo turno elettorale, abbiamo previsto il risultato delle elezioni. A fine di aprile è stato possibile capire che Marine Le Pen avrebbe preso il 35% dei voti. Una settimana più tardi ha preso il 34% dei voti. Ma perché è possibile fare questo? Cerchiamo di capire. Le parole hanno un potere nascosto, vale a dire che hanno il potere di cambiare il senso, il potere di veicolare un altro significato. Proviamo a capire che cosa significa. Quando noi parliamo, ciò che diciamo, chiaramente il contenuto di ciò che diciamo è il prodotto del nostro pensiero, del nostro ragionamento. Ma c'è una parte di ciò che diciamo, vale a dire come scegliamo le parole e come le mettiamo insieme, che dipende dal pensiero inconscio. E questo era stato già intuito da Freud più di un secolo fa. Ma allora, che cosa significa questo? Qual è il potere delle parole? Proviamo a immaginare. Le parole, in funzione di come noi le scegliamo e le mettiamo insieme, veicolano dei significati diversi. Facciamo un esempio. Usiamo per esempio la parola bomba. Bomba ha un'accezione negativa normalmente. La bomba è esplosa in metropolitana. È una tragedia. Ma proviamo a prendere la stessa parola e trasferirla da un'altra parte, unirla ad altre parole. Quell'attore è una bomba sexy. Beh, insomma, sarete d'accordo con me che da questo punto di vista l'accezione della stessa parola è positiva. Ma perché questo è importante? Perché molti di noi e sempre più persone costituiscono account sui social media, cercano informazioni ma anche le condividono, esprimono opinioni, sentimenti, condividono le loro esperienze online e tutte queste informazioni vengono archiviate all'interno di banche dati. Noi continuamente produciamo questi dati e quindi gli scienziati si sono posti il problema, ma tutte queste informazioni, come facciamo a estrarre da questi dati delle informazioni che ci possono essere utili? Chiaramente, come diceva Einstein, non c'è niente di più pratico di una buona teoria. E allora proviamo a capire come funziona. Noi sappiamo che il nostro pensiero è ciò che poi organizza e determina i nostri comportamenti, il modo con cui parliamo, ma anche ciò che sentiamo. Facciamo un esempio. Immaginiamo che adesso dalla porta entri un uomo con un passamontagna e armato con il fucile spuntato, spianato contro tutti di noi. Ok? E proviamo a immaginare che cosa succede nella mia mente. Lo guardo e la prima cosa che fa il mio cervello è riconoscere il pericolo, prima ancora di capire di che pericolo si tratta. Successivamente la ragione mi dice di che pericolo si tratta, probabilmente provo un'intensa emozione, cioè provo paura, attivo una comunicazione, grido e poi magari metto in atto un comportamento, scappo. Questo riguarda me. Ma voi che cosa fareste voi? Probabilmente fareste la stessa cosa. Questo è il problema, questo è il punto. Una parte del nostro pensiero è unico e irripetibile, come ognuno di noi. Ma una parte del nostro pensiero è sociale, è condiviso, è ciò che ci permette di comunicare tra di noi. Di conseguenza l'idea è stata, ma se è sociale ed è condiviso, e se il modo con cui noi scegliamo le parole e le mettiamo insieme ci dice come pensiamo, possiamo studiare la comunicazione per capire come pensiamo e di conseguenza è possibile prevedere il nostro comportamento. Proviamo ad andare un pochino più in là. Se questa cosa è possibile, è stato necessario per farlo, per attuarlo, intanto fare una serie di passaggi. Il primo passaggio è stato quello di matematizzare l'inconscio. Che vuol dire? Provare a rappresentare il funzionamento inconscio attraverso l'insiemistica matematica. Ma non è bastato. Abbiamo dovuto utilizzare delle procedure statistiche per simulare statisticamente il funzionamento che dal pensiero genera la comunicazione. E allora così abbiamo costruito un metodo di profilazione socioculturale,
l'emotional text mining, che a partire dalla comunicazione ci consente di capire come le persone pensano e quindi di comprendere che cosa faranno o di prevedere il loro comportamento, come nel caso delle elezioni. Come potete ben immaginare, questo tipo di metodologia ha tutta una serie di implicazioni. D'accordo? Intanto può essere utilizzato su diverse forme di comunicazione, ad esempio quelle dei social, ma non soltanto, anche quelle dei media o anche di quelle delle persone quando vengono intervistate. Come Peter Ogilvy diceva, un grande pubblicitario della prima metà del Novecento, le persone non sanno ciò che sentono, non dicono cosa pensano e soprattutto non fanno ciò che dicono. Ma se noi osserviamo che parole scelgono e come le mettono insieme, possiamo capire molto di più. Possiamo comprendere quegli aspetti culturali che, come abbiamo detto fino adesso, sono molto importanti sulla nostra vita e sulla possibilità, per esempio, di offrire pari opportunità. Infatti questa metodologia la prima volta è stata utilizzata per comprendere come l'Italia e la Francia avevano organizzato e promosso una serie di leggi e capire come la cultura di questi due paesi si era evoluta per, facilitare l'inclusione delle persone disabili. La volete una bella notizia? Siamo uno dei paesi più avanzati. È una cosa straordinaria, possiamo essere contenti di noi stessi. Ovviamente questa metodologia ha diverse applicazioni, l'abbiamo utilizzata nel marketing per trovare nuove nicchie di mercato. L'abbiamo utilizzata a livello organizzativo per individuare le persone capaci di proporre innovazione, perché ovviamente è una tecnica di profilazione. Come potete facilmente immaginare, ci sono delle questioni etiche legate a qualsiasi forma, qualsiasi metodo noi utilizziamo. E su queste tornerò successivamente. Abbiamo utilizzato per esempio questo tipo di metodologia nell'ambito della salute pubblica, per esempio per capire perché le persone sceglievano di vaccinarsi o meno. Noi sappiamo che le campagne vaccinali sono importanti e funzionano solo se aderiamo tutti quanti. Capire perché le persone non vogliono vaccinarsi è importante e soprattutto chi si occupa di comunicazione sa che se vogliamo essere efficaci nel comunicare con gli altri è importante utilizzare il potere occulto delle parole, vale a dire utilizzare lo stesso sistema di valori che ha il mio interlocutore, cioè il ricevente del messaggio. Perché sapete che succede se non sto in linea con quello che lui pensa? Lui fa due operazioni. La prima, capisce un'altra cosa, ma se non gli riesce ne fa un'altra, se la scorda e quindi rende assolutamente inefficace questa comunicazione. L'abbiamo usata quindi per i vaccini, l'abbiamo usata per la donazione degli organi. Lo sapete che noi abbiamo soltanto 28 donatori per milione a fronte della Spagna che ne ha 48? Ci siamo chiesti come mai in Italia avevamo un numero così ridotto di persone che sceglievano di donare. Penso che ci sono delle applicazioni molto molto importanti di questo tipo di metodologia e chiaramente l'uso che ne facciamo dipende da noi. Quindi forse il messaggio che mi sento di lasciarvi è un messaggio abbastanza semplice. Bisogna essere consapevoli che quando pubblichiamo qualche cosa, questa cosa è pubblica, cioè la vedono tutti. E che siccome quando noi comunichiamo controlliamo solo una parte della comunicazione, dobbiamo essere consapevoli che quando parliamo agli altri parliamo spesso di noi. Grazie. Grazie Francesca, intervento che ci fa riflettere, che ci fa pensare. Grazie mille. Rimaniamo nell'ambito delle scienze umane e parliamo ancora di comunicazione, ma di una comunicazione diversa fatta dagli antichi. Chi ce ne parla è la dottoressa Anna Monte, che è ricercatrice del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale ed è una papirologa. Ha lavorato molto all'estero, ha conseguito il dottorato di ricerca in Germania, ha lavorato al Museo Egizio di Berlino
e soprattutto negli ultimi anni, dopo essere rientrata in Italia, ha ricevuto il cosiddetto Seal of Excellence. Per chi fa ricerca, per chi mi ascolta, sa esattamente che cos'è, cioè è un marchio di eccellenza che la comunità europea dà a dei progetti fatti da giovani ricercatori. Anna Monte ci parlerà dei segreti nascosti nella carta straccia, in particolare quello che ci dicono i papiri degli antichi egizi sugli antichi, ma soprattutto sui loro disturbi agli occhi. Grazie. Grazie. Allora, immaginate nel vostro lavoro quotidiano di occuparvi di cose di questo tipo. Questo è un cartoccio, una pallottola di carta. Quando lo aprite, non trovate un foglio intero, bensì trovate un frammento, un foglio a pezzi e per di più con dei buchi in mezzo. Questo foglio è scritto in una scrittura corsiva che vi sembra illeggibile, per di più non è in italiano, nella lingua a cui siete abituati, e per di più non è nei caratteri alfabetici a cui siamo abituati, ma in altri caratteri alfabetici. Ecco, voi dovete leggere il testo scritto su questo foglio. Questo è il mio lavoro. Solo che io non mi occupo di fogli di carta, bensì di papiro, che hanno un'età di circa 2000 anni e che sono scritti in greco antico. Ne vedete un esempio qui nella diapositiva. Di questi oggetti si occupano i papirologi. Nel mondo antico non esisteva la nostra carta, ma si scriveva su fogli ricavati dalla pianta del papiro, che cresceva soprattutto in Egitto. Gli egiziani infatti hanno inventato la carta di papiro, che poi è stata diffusa nel bacino del Mediterraneo ed era utilizzata quindi anche dai greci e dai romani. Quindi anche nelle nostre zone si scriveva su papiro. Il problema è che le nostre zone, a causa della presenza del mare, quindi in Italia e in Grecia, il papiro si è decomposto perché è un materiale organico. Quindi non abbiamo papiri provenienti dalla Grecia e dall'Italia, purtroppo, se non una minima frazione. La maggior parte dei papiri è stata trovata in Egitto dagli archeologi, dove il clima caldo e secco e le sabbie hanno conservato questi materiali per secoli. In Egitto gli archeologi hanno trovato ovviamente frammenti scritti in lingua egiziana, ma anche numerosissimi papiri scritti in greco e in minima parte in latino. Perché? Perché dopo l'epoca faraonica i greci sono arrivati in Egitto, con Alessandro Magno hanno conquistato l'Egitto, in seguito i romani, e per un millennio abbiamo la dominazione greca prima e romana poi dell'Egitto. Quindi abbiamo numerosissimi papiri scritti in greco e sono quelli che studio io. La cosa interessante è che questi papiri sono stati trovati in queste collinette, che non sono nient'altro che immondezzai antichi. Questi si trovano solitamente alle porte delle città antiche ed erano proprio il luogo dove si accumulavano i rifiuti. Quindi esattamente come noi oggi, quando abbiamo usato un foglio di carta in tutte le possibili maniere, lo buttiamo via, allo stesso modo anche gli antichi, quando avevano utilizzato un papiro in tutti i possibili modi, avanti e dietro, dappertutto, lo buttavano via e finiva in queste discariche. E gli archeologi, che amano molto scavare nelle immondizie perché trovano un sacco di cose interessanti, hanno iniziato a scavare anche lì e hanno trovato questi frammenti che vedete, di cui vedete la foto, insomma, in queste condizioni, in questi brandelli. E noi papirologi, insomma, abbiamo a che fare con questi materiali, li troviamo esattamente in questo stato, però non ci scoraggiamo, cerchiamo di leggere quello che è stato scritto su questi brandelli di papiro. Ma perché? Perché farsi del male così? Perché cercare di leggere queste cose a pezzi? Perché le informazioni che ci danno sono molto preziose per ricostruire molti aspetti del mondo antico. Ad esempio, i frammenti di papiro conservano frammenti della letteratura antica che è andata in gran parte perduta. Quindi troviamo frammenti dei grandi poeti antichi come Omero, Esiodo, Menandro e così via su papiro. Ma troviamo anche documenti
esattamente come noi oggi redigiamo contratti, andiamo al bar e ci danno una ricevuta, scriviamo lettere o facciamo testamento, le stesse identiche cose le facevano anche nell'antichità su papiro. E questi documenti sono ovviamente una fonte molto preziosa di informazioni di qualsiasi tipo per ricostruire diversi aspetti del mondo antico. Quindi le tematiche che si possono studiare sui papiri sono molte, per questo i papirologi si specializzano in temi precisi. Quindi c'è chi studia in particolare i papiri letterari, chi studia le lettere, chi studia i contratti, chi come me si è specializzato nello studio dei testi scientifici su papiro. Nello specifico, negli ultimi anni mi sono occupata dei papiri che conservano testi medici, perché esattamente come i nostri medici hanno i trattati di medicina, usano i ricettari, scrivono ricette su fogli, la stessa cosa la facevano anche i medici antichi, solo su papiro. Quindi abbiamo questi papiri che contengono informazioni molto preziose per capire ad esempio le malattie che circolavano nell'antichità, come esse venivano curate e quale fosse lo statuto e l'attività anche del medico antico. Nello specifico, il progetto di cui mi occupo all'Università di Udine intende raccogliere e analizzare tutte le testimonianze di malattie agli occhi conservate sui papiri e delle relative terapie. Sappiamo che le malattie agli occhi erano tra le più fastidiose e le più debilitanti nell'antichità. Se ancora oggi un problema agli occhi, un problema cronico agli occhi è difficoltoso per la persona per vivere una vita normale, figuriamoci nell'antichità quando non esistevano neanche gli occhiali. Sappiamo però che i medici antichi avevano conoscenze molto sviluppate della struttura dell'occhio e avevano accumulato anche secoli di conoscenze nell'uso di sostanze minerali e a base di piante per curare alcune delle manifestazioni di queste malattie. Inoltre avevano elaborato in secoli di esperienza anche delle operazioni chirurgiche agli occhi che ci dobbiamo immaginare molto dolorose perché avvenivano con questi aghi che vedete in questa immagine e ovviamente senza anestesia direttamente nell'occhio. Ecco, per concludere, questa ricerca penso che sarà utile anche a me personalmente perché, come avrete capito, noi papirologi abbiamo a che fare con testi in frammenti, con scritture incomprensibili, scritte talvolta veramente molto molto in piccolo, quindi dobbiamo sforzare molto i nostri occhi oppure dobbiamo usare schermi per allargare questi testi e per vederli meglio, quindi noi andiamo anche molto spesso dall'oculista e quindi non si sa mai che questa ricerca mi possa essere utile anche dal lato pratico. Grazie. Grazie Anna. Passiamo ora a un ambito diverso che è quello della nutrizione umana. Chi ci parla è la professoressa Nicoletta Pellegrini del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Nicoletta Pellegrini nasce come tecnologa alimentare e poi però ha dedicato tutta la sua carriera accademica alla nutrizione umana. È una ricercatrice che vanta una intensa attività di ricerca, spesso svolta in collaborazione con prestigiose istituzioni europee. È una delle ricercatrici più citate al mondo nell'ambito delle agricultural sciences ed è stata anche insignita è stata nominata Commendatore della Repubblica Italiana per meriti scientifici. Nicoletta ci parlerà di masticazione, in particolare della non masticazione, o come dire, masticare meno per stare meglio. Dopo questa pomposissima presentazione di cui ringrazio, mi fa sempre impressione l'idea di essere Commendatore della Repubblica, quindi... no, infatti, e poi venendo da Milano fa ancora più ridere, perché a Milano c'è il Commenda, quindi è proprio uno spregiativo massimo. Allora, io ringrazio tutti, soprattutto tutte, soprattutto le colleghe, soprattutto
quelle che mi hanno preceduto e ovviamente le organizzatrici, perché sono molto impressionata. Ho fatto 20 anni all'Università di Parma e devo dire che un evento del genere secondo me non se lo sono mai immaginato e quindi mi pare... No, raccontiamoli invece, mi sembra molto importante perché premia tutto sommato l'eccellenza femminile e soprattutto una cosa interessantissima, mette insieme in una sorta di rete conoscenze super diverse, ma notavo l'entusiasmo di noi tutte a raccontare qualsiasi cosa, dai papiri alle stelle, eccetera, eccetera. Io con lo stesso entusiasmo vi racconterò una stupidata, no, mentre sentivo l'astrofisica, eccetera, mi vergognavo della mia presentazione. Però vi racconterò anche un'altra cosa, perché invece io sono stata discriminata, devo dire, come donna, ahimè. Mi ricordo che quando appunto sono entrata nella rosa dei ricercatori più famosi al mondo per aver indirizzato la ricerca, eccetera, eccetera, esisteva un gruppo che si chiamava 2003, io ci sono entrata nel 2013, allora si facevano i 10 anni, che ha accolto i nuovi italiani, no, un gruppo italiano che ha accolto i nuovi italiani e tra questi nuovi italiani c'erano 5 che si occupavano di alimenti. Era la prima volta che entrava il gruppo di quelli di alimenti. Strani, saranno dei cuochi. Mi fanno capogruppo di quelli degli alimenti. E sento dire di fianco a me, speriamo che almeno sappia cucinare. Non so se l'avrebbero detto agli altri miei 4 colleghi maschi, ma insomma, quindi, vabbè. Vi racconto questa cosa un po' divertente, perché io ho interpretato, no, un po' in modo teatrale questo evento. Forse dovevo essere più seria, però sappiate che posso essere anche molto seria. Però, comunque, l'idea è dirvi, allora, tutti noi conosciamo la frutta a guscio, che impropriamente chiamiamo frutta secca, ma che in realtà dovremmo chiamare appunto frutta a guscio, che è molto buona, tendiamo a mangiarcela soprattutto durante il Natale alla fine di un pasto, sbagliatissimo. E perché? Perché in realtà contiene un sacco di grassi, questo lo sappiamo perfettamente, e che vanno questo sono espressi in 100 grammi, da 44 grammi fino addirittura a 72, che inevitabilmente portano ha un valore energetico piuttosto elevato. I grassi, si sa, producono energia, saziano poco, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo una bella sfiga, come direbbero a Milano. Ok, ma d'altra parte sappiamo anche che, o meglio, se non lo sappiamo, ve lo dico io, che il consumo non dovrebbe essere 100 grammi al giorno, ma la porzione, non posso dire raccomandata, perché le linee guida ancora si litigano se vale la pena, non se le linee guida non si sono messi tanto d'accordo sul fatto che sia da raccomandare il consumo di frutta a guscio, però insomma diciamo la porzione standard giornaliera dovrebbe essere 30 grammi. Quindi qui ho trovato questa bellissima immagine, sostanzialmente un po' più che un cucchiaio da minestra, una manciata. Stamattina mi sono divertita a contarle, vi do un'indicazione: 28 mandorle, 28 nocciole, circa 6,5 germigli di noce, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente non esattamente 100 grammi al giorno, ecco, non la buffata che potremmo fare alla fine del pranzo di Natale. L'altra cosa interessante è che i dati di popolazione ci dicono che chi mangia abitualmente frutta a guscio mantiene il peso costante lungo tutta la vita, e questa è un'ottima cosa, perché tendiamo ad ingrassare nell'arco della nostra vita, e sappiamo benissimo che questo ci porta ad aumentare il rischio di molte patologie, quindi non dovremmo ingrassare sostanzialmente. Ricordatevi, giovani, donne e uomini, il vostro peso a 25 anni e quello dovreste averlo a 75. Mormorio, ovviamente questo non succede mai. Bene, allora ci sono diverse teorie che cercano di capire perché se io consumo abitualmente qualcosa che contiene comunque un bel po' di calorie, alla fine non ingrasso. Quella più affascinante, che è un po' alla base di una delle tante mie ricerche ultimamente, è quella di dire che la frutta a guscio
della frutta a guscio noi mangiamo il seme è fatto da due parti detti cotiledoni, i cotiledoni a loro volta fatti da delle cellule particolarmente resistenti, cosiddette parenchimatiche, che contengono i grassi in struttura ancora più complessa, insomma tutta una cosa piuttosto complessa e piuttosto indigeribile. Ok, non solo, noi mastichiamo e essendo delle cose piuttosto friabili le rompiamo in particelle abbastanza piccole che vedete qua. Ma la cosa interessante da scoprire è che solo alcune cellule che costituiscono i tessuti dei nostri semi che consumiamo si romperanno e quindi libereranno i nutrienti all'interno. Se io non libero i nutrienti all'interno difficilmente riuscirò a digerirle. La maggior parte delle cellule invece transitano intatte nel nostro tratto gastrointestinale e quindi ciò che sta all'interno, questi famosi lipidi belli strutturati e tutto il resto viene poco digerito. Quindi masticando poco e formando grandi pezzetti, cioè pezzetti un po' più grandi, è stato dimostrato su una rivista prestigiosa, vi sto raccontando una cosa che comunque è pubblicata su quello che è il nostro top delle riviste, l'American Journal of Clinical Nutrition, è stato dimostrato che cosa? Che ho una maggiore escrezione fecale, quindi trovo più grassi nelle feci se mastico poco rispetto a masticare un po' di più. Qui masticavano solo 10 volte delle mandorle, qui invece un po' di più. E quindi espello più energia, perché quell'energia non sono riuscita a digerirla, non sono riuscita a assorbirla e quindi non contribuirà a fornirmi energia. Cosa c'è da dire d'altro? Allora, quindi ho le mie mandorle, che sono peraltro quelle più studiate, scopro che il 25% è escreto. Il 25% fa un quarto, non è mica poco. Ok, e quindi 30 grammi la mia porzione vale 176 kcal? No, bensì 132, quindi risparmio un bel po' di calorie. Però attenzione, qui c'è l'aspetto tecnologico che ci viene incontro o di processo e di trasformazione. Se noi le tostiamo o le tostiamo e poi le frantumiamo, no? Facciamo un po' la granella cosiddetta, oppure la trasformiamo in una crema, questa perdita si riduce via via. Quindi in realtà, vedete, via fino a che, ahimè, il burro in questo caso di mandorla non è molto utilizzato, ma insomma ci permette di assorbire tutto, ahimè. Quindi come volevo concludere, sono una grande fan di Walt Disney, che allora la nonna saggia ci ha sempre detto masticate bene per digerire bene. Ok, vale sicuramente, però oggi nel nostro ambiente obesogeno, ovvero mi giro e mi mangio qualcosa perché trovo alimenti ovunque e comunque, di solito anche ad alta densità energetica, forse masticare un po' meno, tutto sommato, potrebbe essere una buona idea. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Nicoletta per averci dato delle speranze anche per il pranzo di Natale. Passiamo ora alla professoressa Francesca Visintin, che è professoressa ordinaria di organizzazione aziendale e afferisce al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Francesca ha concluso i suoi studi, la laurea magistrale e il dottorato di ricerca all'Università St. Andrews in Scozia, e si è sempre occupata di tematiche come il management delle start-up e spin-off accademiche, l'imprenditorialità e l'organizzazione delle imprese familiari, ma negli ultimi anni in particolare ha focalizzato la sua attenzione sull'imprenditoria femminile, in particolare sulle discriminazioni di genere, ed è su questo tema in particolare che ci parlerà, e il titolo della sua presentazione è Donne nella scienza, un capitale umano sottofinanziato. Bene, grazie a tutte, è stato bellissimo e devo dire che è anche difficile parlare dopo di voi, ma
comunque farò del mio meglio. Io ho iniziato ad occuparmi di imprenditorialità femminile da poco tempo. Prima mi occupavo di imprenditori, poi ho conosciuto Valeria e Anna e ho detto, proviamo ad analizzare cosa succede nel mondo delle donne imprenditrici. Devo dire che ho scoperto tanto. E quindi oggi vi porterò i risultati di una ricerca che hanno fatto fare un passo avanti significativo nelle conoscenze sull'imprenditorialità femminile. Il lavoro che vi illustrerò è stato scritto insieme a Giancarlo Lauto, che è sempre del Dipartimento di Scienze Economiche, e con Elisa Salvador, che lavora all'EBSCA Business School di Parigi. E in particolare in questo lavoro ci siamo occupati di finanziamenti alle spin-off accademiche, finanziamenti in termini di capitale di rischio, quindi soggetti esterni, imprese industriali, venture capitalist, business angels, che decidono di comprare quote azionarie, e quindi non sto parlando di banche che fanno dei prestiti, quote azionarie in imprese spin-off universitarie. Cosa sono gli spin-off universitari? Gli spin-off universitari o le spin-off, cioè entrambe le versioni nella letteratura, sono imprese che vengono fondate da docenti, ricercatori, dottorandi delle università. Quindi sono imprese che lavorano nei settori ad alta o ad altissima tecnologia. Al momento ci sono in Italia circa 1300 spin-off universitarie, sono state quasi tutte fondate a partire dal 2007. Noi ne abbiamo intervistate 500, quindi un campione decisamente rappresentativo. Allora, vediamo innanzitutto cosa dice l'evidenza empirica sul tema dell'imprenditorialità femminile in generale e dal punto di vista dei finanziamenti. Per esempio, nel 2021 negli Stati Uniti solo il 2,5% dei finanziamenti investiti da parte dei venture capitalist sono andati ad imprese con azionisti solo donne, il 9% ad imprese con azionisti maschi e femmine e il restante ad imprese con azionisti tutti maschi. Quindi l'evidenza empirica ci dice: le donne ricevono pochi finanziamenti. Ma perché? Cosa ci dice la letteratura sulle cause di questo fenomeno? Allora, ci sono due filoni. Uno consolidato e tradizionale, che dice non c'è alcuna discriminazione. Le donne semplicemente non sono capaci. Le donne non sono brave imprenditrici per tutta una serie di ragioni. Sono più avverse al rischio e quindi non operano in attività imprenditoriali particolarmente intriganti, interessanti, che possono fare un salto qualitativo e un salto dal punto di vista finanziario importante. Le donne non sanno fare network, in particolare non si fermano a farsi la bevuta dopo le negoziazioni o dopo gli incontri, scappano. Le donne scelgono settori poco interessanti, aprono bar, lavorano nelle sartorie, non lavorano nei settori ad alta tecnologia e così via. Quindi non c'è alcuna discriminazione, semplicemente i venture capitalist valutano l'interesse, quanto è interessante l'idea imprenditoriale, quanto è rischiosa e ritengono di non finanziare questo tipo di ventures, questo tipo di imprese. C'è però un secondo filone nella letteratura più piccolo, emergente, nato da poco, che si basa non tanto sui grandi numeri, ma si basa su casi individuali o su esperimenti di tipo qualitativo. E cosa ci dice questo secondo filone? Ci dice che fondamentalmente c'è un'idea, un ideal tipo di quello che è l'imprenditore di successo. Com'è questo imprenditore di successo? Questo imprenditore di successo è maschio, bianco, tendenzialmente molto assertivo, carismatico, tenace, certe volte aggressivo, certamente non donna. Quindi cosa succede quando un finanziatore valuta un'idea imprenditoriale?
succede che chiunque presenti quest'idea che si allontana dall'ideal tipo darà un messaggio negativo. Si dice in termini tecnici, c'è un effetto di signaling negativo. Quindi a parità di idea imprenditoriale io mi fido di meno di ciò che è meno comune, di ciò che si allontana dall'ideal tipo. Quindi il problema della donna non è che è donna, semplicemente che non è uomo. E così è, comunque la donna non uomo è in buona compagnia, perché gli studi sono in evidenza che c'è questo signaling negativo anche per le persone non bianche, per le persone portatrici di handicap, per le persone obese, per le persone sovrappeso. Addirittura questo signaling negativo è anche contagioso, perché alcuni studi hanno messo in evidenza che basta essere seduti nella sala d'aspetto vicino a una persona obesa e nel momento in cui entri a fare la negoziazione la probabilità di ottenere un finanziamento si riduce, anche se tu non hai nulla a che fare con quella persona e non fa parte del tuo team di imprenditori. Quindi ci sono queste due visioni. Le donne hanno delle difficoltà, oppure c'è una visione che si è affermata nel tempo, nella storia, di questo ideal tipo dell'imprenditore di successo. E certamente noi accademici abbiamo contribuito all'affermarsi di questa idea, perché il padre degli studi sull'imprenditorialità, Schumpeter, anni 30, descriveva l'imprenditore come un essere sovrannaturale, un eroe, un combattente nella giungla del mondo imprenditoriale e, per definizione, un maschio. Allora, cosa abbiamo fatto noi nella nostra ricerca? Noi ci inseriamo nel secondo dei filoni, nel filone sui bias cognitivi. Quali sono le novità della nostra ricerca rispetto a quelle esistenti? Innanzitutto la nostra ricerca è quantitativa. Abbiamo 500 imprese che siamo andati a intervistare, quindi non abbiamo fatto piccoli casi o test di laboratorio, come si dice, 500 imprese. Secondo, lavoriamo sulle spin-off accademiche, quindi tutte imprese che sono state avviate per valorizzare i risultati della ricerca scientifica, quindi tutte imprese che hanno un contenuto di alta o altissima tecnologia. Terzo elemento, e vi sembrerà strano, noi siamo i primi a studiare anche imprese miste, perché di solito la letteratura si concentra su imprese di soli uomini e su imprese di sole donne e confronta questi due tipi di imprese. Allora noi ci siamo chiesti, ma allora se vale la prima delle ipotesi, ossia che le donne sono fondamentalmente inette all'attività imprenditoriale, cosa succede se aggiungiamo anche una sola donna ad un gruppo di maschi? Allora questa donna non dovrebbe apportare grossi problemi, no? Il suo signaling negativo, anzi la sua incapacità non dovrebbe influenzare così negativamente invece la capacità dei colleghi e dei soci maschi, quindi la propensione al rischio, la scelta del settore, a parte che nel nostro caso non c'è il tema della scelta del settore, il fatto che non si ferma a fare network e quindi l'incapacità di cogliere le opportunità imprenditoriali. La sua presenza non dovrebbe essere così importante. Allora vediamo cosa abbiamo trovato. Quindi questi sono i dati degli estremi. Noi troviamo sulla sinistra i finanziamenti che vengono dati a imprese guidate da soli maschi. Sulla destra finanziamenti che vengono dati a imprese guidate da sole femmine. Come vedete sono circa la metà. Ricordatevi che queste imprese sono molto piccole, composte da 5-6 soci, a cui si aggiungono questi investitori industriali, a cui si possono aggiungere anche altri soggetti. Ok, quindi come vedete in linea con i risultati dell'evidenza empirica statunitense, eccetera, eccetera, le donne, sole donne, ricevono circa metà dei finanziamenti. Ma cosa succede in mezzo? Allora, in mezzo succede questo.
basta aggiungere anche solo una donna che la quantità di finanziamenti che l'impresa ottiene comincia subito a calare. Basta aggiungere anche un solo uomo che la quantità di finanziamenti immediatamente comincia a crescere. Allora uno può anche dire, no, ma è proprio la presenza della donna, la donna è così incapace ma è anche convincente che va ad influenzare il valore dell'idea imprenditoriale per cui ricevono meno finanziamenti perché valgono di meno effettivamente quelle idee, quelle imprese. Allora noi abbiamo fatto un passo avanti e ci siamo chiesti cosa succede se un qualche soggetto riconosciuto, importante, una qualche istituzione decide di investire nell'impresa mettendo come il bollino di qualità, dicendo noi ci crediamo, per noi questa impresa vale, fa della ricerca di altissima qualità e ci mettiamo anche noi un chip. Allora, questi sono i risultati se l'università di appartenenza dello spin-off mette 2.000 euro, niente, 2.000 euro nel capitale sociale delle spin-off. Come vedete, le differenze praticamente spariscono. Imprese di sole donne, imprese di soli maschi e in mezzo sono quasi azzerate. Quindi questo per noi è un risultato significativo. La prima parte è ovviamente interessante, ma la seconda è assolutamente importantissima perché in questo modo facciamo vedere come veramente le università possano contribuire con 2.000 euro, ossia niente, possano contribuire a finanziare, ad aiutare a finanziare imprese anche di sole donne o anche con donne. Ecco, se ho ancora un minuto, aggiungo ancora una cosa. Innanzitutto, eventi come questo sono importantissimi per spaccare un po' quest'idea del imprenditore di successo dal punto di vista tecnologico, perché poi sono le donne come noi che possono avviare spin-off accademiche. Quindi esistiamo, facciamo ricerca e facciamo ricerca di ottima qualità, che poi può essere trasferita anche nel mondo imprenditoriale. Il problema però non c'è solo nel mondo imprenditoriale, perché quel piccolo filone non studia solo le imprese, studia anche la ricerca, studia anche l'università. Purtroppo gli studi fanno vedere che aggiungere anche una sola donna agli autori di un paper riduce significativamente la probabilità di pubblicare. Aggiungere anche una sola donna ai partner che presentano un progetto di ricerca riduce significativamente la probabilità di ottenere un finanziamento. Essere donna è difficile nel mondo universitario, nel senso che è molto difficile raggiungere posizioni di governance e quindi influenzare poi certe decisioni. Quindi io ringrazio l'università, ringrazio Valeria proprio per l'effetto di signaling positivo che eventi come questo possono fare e possono giocare veramente un ruolo importante. Ricordiamoci che il capitale umano è distribuito equamente, per cui se noi continuiamo a pescare solo da un lato, a un certo punto peschiamo nel vuoto. Quindi grazie. Grazie Francesca. Credo che tu abbia dato anche un input molto interessante, molto utile alla nostra area ricerca, all'ufficio di trasferimento tecnologico. Chissà se questi suggerimenti verranno presi in considerazione. Last but not least è il momento della professoressa Anna Zilli, del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Anna Zilli è docente di diritto del lavoro ed è stata tra le prime studiose ad occuparsi delle connessioni tra lavoro e tecnologie, con speciale attenzione agli aspetti dell'inclusione e del contrasto alla corruzione e alle discriminazioni di genere. Anna Zilli ha anche una bella esperienza di ricerca, oltre che brava, ma questo lo davamo per scontata, anche a livello internazionale. Ci parlerà del sapere che è potere, la trasparenza al lavoro. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Sono onoratissima di essere qui, voglio ringraziare di nuovo Valeria Filì, voglio ringraziare questo gruppo di
persone, uomini e donne, che mi hanno permesso di essere qui e se sono qui è perché ho avuto la possibilità di lavorare in gruppi che hanno funzionato, gruppi molto di donne, e ringrazio e se posso dedico questo mio intervento a Marina Brollo, che è la mia maestra e che oggi mi ascolta. Sapere è potere, sembra una grandissima banalità, ma io vorrei sapere come funziona, perché lo ha detto Francesca benissimo, ma lo posso ripercorrere in tutti i discorsi che ho sentito oggi e anche nell'algebra, che mi è costata un paio di neuroni che mi hanno lasciato, ma ci ho provato. Ebbene, il motivo per cui mi sono interessata a questo tema è una questione di giustizia sociale. Francesca l'ha detto molto bene e io lo riporto. L'idea è che c'è un capitale umano che va sprecato. La mia domanda è come recuperare quel capitale umano dallo spreco. E lo faccio usando gli strumenti del diritto del lavoro e li cerco qua e là. Che cosa ho fatto? Ho provato a leggere le tecniche con cui si protegge il capitale umano, le persone, nel mondo del lavoro, che è un mercato feroce. Perché è feroce? Perché è l'unico caso in cui si vende un bene, cioè la propria capacità di lavorare, e quel bene non può essere staccato dalla persona. Per cui io vengo a lavorare e porto tutta me stessa. Me ne vado a casa e ho lasciato che cosa? Il mio tempo, e mi porto a casa le preoccupazioni, i pensieri, e devo metterli tutti insieme. Allora, di solito la tecnica che si è provata a usare per proteggere lavoratrici, capitale umano, e lavoratori, capitale umano pure loro, la tecnica è stata provare a mettere una rigida separazione. Quella che abbiamo chiamato la protezione dei lavoratori con la riservatezza. Il datore non deve saperne niente dei loro problemi personali, non deve saper nulla delle loro condizioni personali. Un grande muro. Ma questo è finto. Ce l'ha detto la collega benissimo oggi. Tutto quello che siamo passa continuamente nella nostra comunicazione e basta googlarmi per un secondo per sapere moltissimo di me. E la collega, che è brava, non googola, lei va sotto, scava e trova non le informazioni che io ho consegnato alla rete, trova quello che io sono, perché quel giorno ho fatto quell'attività sportiva, poca, ho mangiato mandorle, tante, e le ho mangiate, purtroppo, ho capito oggi, troppo lentamente. Ma cambierò. E allora mi sono detta che nel mondo di oggi, quel mondo delle tecnologie di cui mi occupo da qualche tempo, la riservatezza, la protezione della privacy, chiamatela come volete, funziona poco. Un po' perché noi consegniamo tanto alla rete, un po' perché c'è una condivisione di informazioni che non c'è mai stata nella società prima di oggi. E allora mi sono detta, dobbiamo cambiare. E ho pensato, e tanti testi di legge che sono poi il mio materiale di lavoro, i miei mattoncini, vanno in questa direzione e mi dicono che è nella trasparenza che potremo trovare nuovi strumenti per proteggere le persone. E qui il mio omaggio a Marica è l'idea che la trasparenza è una questione della fisica ed è, me lo sono scritto, una proprietà che permette alla luce di passare attraverso un materiale, spero sia abbastanza corretto, e che vi dia l'idea che la trasparenza mi permette di vedere oltre. Cosa c'è da vedere oltre? Che cosa c'è da sapere? C'è da sapere come sono le reali condizioni di un mercato, c'è da sapere come posso negoziare, c'è da condividere informazioni perché ci sia quella giustizia sociale che permette un mondo un po', diremmo in modo idealistico, utopistico, giusto, ma in termini molto più concreti diremmo un mercato che funziona meglio. E il fatto che il mercato funzioni meglio è un interesse di tutte e di tutti. Di che mercato parlo? Del mercato del lavoro, dove abbiamo
grandi difficoltà le abbiamo esplorate plurimamente e dove ci interroghiamo continuamente su come condividere i dati, le informazioni in una misura possibile, sostenibile. Perché che cosa ho visto in questa mia ricerca sulla trasparenza? Che oggi c'è così tanta luce da non permetterci di vedere bene. I dati sono tanti, la rete è piena di informazioni, chi sa scavare trova e chi sa scavare ha il potere. E non sono i lavoratori e non sono le lavoratrici. Il potere da cui deriva il sapere da cui deriva il potere è oggi ancora collocato dalla parte forte, dalla parte dei datori di lavoro, ma anche dalla parte delle pubbliche amministrazioni, che fanno un po' finta di essere case di vetro, e l'espressione è di un famoso politico, Turati, del 1908, quindi vecchia un po'. Ebbene, quella tanta luce ci abbaglia. Allora, se sapere è potere, se i dati in circolo sono tanti, se tutta quella luce ci abbaglia, che cosa possiamo fare per sapere veramente? Beh, gli strumenti ci sono. L'idea è avere una trasparenza che sia accessibile, una trasparenza che non sia solo buttare tante informazioni, ma obbligare i datori e le pubbliche amministrazioni a selezionarli. La legge sta facendo questo, io cerco di fare la mia parte. Bene, siamo in conclusione. Richiamo la professoressa Filì e il professor Trovarelli qui accanto a me e lascio loro la parola per una conclusione. Allora, grazie, sono molto contenta dello sviluppo di questa giornata, davvero bravissime, dalla professoressa Branchesi a tutte le nostre ricercatrici, davvero complimenti, vi siete tra l'altro proprio intrecciate perfettamente. Abbiamo un piccolo omaggio e nel frattempo, magari dottoressa, sono tutto in prima fila, per cui può fare lei. Io voglio ringraziare moltissimo chi ci ha aiutato, cioè l'ARIC, che è la nostra area ricerca, la dottoressa Salvador, la dottoressa Fioritto che ci ha fatto da tecnica e ci sta facendo anche da valletta, e la collaboratrice del CUG, la dottoressa Marcon, e tutto il gruppo dell'ARIC che avete visto fuori. Quindi ovviamente questi eventi non si fanno da soli, non si fanno in poche persone, ognuno deve fare la sua parte e questa è la squadra, e devo dire questa è la squadra di Uniud. Vogliamo andare avanti e grazie a voi di essere intervenuti a questo evento.